Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre. Tanti oggi gli argomenti che andremo a trattare. Torneremo ovviamente a parlare della vicenda Crisanti-Zaia, sentiremo le parole anche del governatore che ieri si era recato a Cortina. Parleremo anche dei pani e vini perché oggi è l'ultimo giorno utile per decidere se farli o meno. Alcuni comuni hanno scelto di cancellarli, altri sono in attesa. Ci collegheremo anche con Padova per capire anche a Padova che cosa decideranno. Ma la cronaca in primo piano perché oggi è stato catturato, la notizia della cattura di un rapinatore che ha messo a segno vari colpi ai danni degli anziani a Conegliano, ma la vedo sullo schermo, quindi cedo subito la parola. Lina Paronetto, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo in diretta con Nicoletta Rizzetto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso, dove si è conclusa da pochissimo una conferenza stampa per dar conto dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia a carico di un soggetto cinquantenne trevigiano che si sarebbe reso responsabile. Naturalmente la presunzione di innocenza è come sempre di rigore, di tre reati di quelli più spregevoli, nel senso che sono una rapina, una tentata rapina, un furto aggravato ai danni di anziani ultra ottantenni dell'area del Coneglianese, e non a caso sono in compagnia, e li ringrazio, del maggiore Fabio Direzza, che è comandante della compagnia dei Carabinieri di Conegliano, e del luogotenente Rudy Pazzotta, che invece è il comandante della stazione di Susegana, dove sono avvenuti, diciamo, nel cui territorio di competenza sono avvenuti questi fatti. Maggiore, di fatto questo cinquantenne cosa ha fatto a fine novembre? Tutto nell'arco di 24 ore. Esattamente, nel giro di 24 ore tra il 27 e il 28 novembre siamo riusciti ad individuare, grazie all'attività di indagine diretta dalla Procura di Treviso, gravi indizi di colpevolezza nei confronti di questo soggetto, il quale ha commesso una rapina, una tentata rapina e un furto aggravato. Tutti e tre questi episodi nei confronti di soggetti anziani, ultra ottantenni, nei comuni di Conegliano, Mareno di Piave e Santa Lucia di Piave. Ecco, nell'ordine raccontiamo. Prima ha preso di mira un'anziana che era nella sua abitazione, che tra l'altro si è dimostrata particolarmente solerte nel chiamarvi, perché poi sottolineeremo il fatto che i cittadini hanno si sono collaborato pienamente. Sì, infatti c'è stata una perfetta collaborazione tra la cittadinanza e le forze dell'ordine. Infatti nel primo caso la cittadina ultra ottantenne, ad una prima richiesta di entrare nell'abitazione da parte del soggetto, ha dato il suo diniego e ha allertato immediatamente i soccorsi, ossia alla centrale del 112. Il soggetto comunque ha insistito, ha scavalcato il cancello di entrata e nel fare ciò poi ha aperto la porta e ha preso un cellulare dell'anziana donna, scappando. E quindi però grazie già all'alert della signora siamo riusciti ad avviare le prime indagini. Ecco, non contento evidentemente di questo bottino, cosa ha fatto neppure un'ora dopo? Si è mosso con la sua bicicletta, ha cambiato comune e un'ora dopo si è recato in quel di Mareno di Piave, dove ha prima ottenuto l'elemosina dal locale parroco e dopodiché, non soddisfatto, lo ha violentemente strattonato per prendere un'altra leggera somma di denaro. E quindi io evidenzio che per pochi spiccioli davvero comunque ha messo a rischio l'incolumità di una persona anziana. Ecco, perché il parroco di Ramera, che insomma salutiamo, speriamo si sia rimesso da allora, ha avuto 6 giorni di prognosi, per cui in questo caso davvero anche conseguenze, con la necessità di farsi poi medicare al pronto soccorso. Il giorno dopo cosa ha combinato ancora? Perché poi questo soggetto, purtroppo, che evidentemente poi lo diremo, insomma, è abituato a questa condotta di vita a quanto pare dai precedenti, non si è nascosto. Assolutamente no, ha continuato la sua condotta delinquenziale. Il giorno dopo in Santa Lucia di Piave ha prima chiesto l'elemosina ad un signore, il quale ha dato il suo diniego. Non contento del diniego, ha provato a rapinare il signore stesso del portafoglio, ma grazie all'aiuto di un cittadino ivi presente che ha interrotto l'azione criminosa, si è dato anche lì alla fuga. Ma fortunatamente anche qui c'è stata l'immediata alert alle forze dell'ordine, chiamata al 112, e anche qui siamo intervenuti immediatamente sul posto. E da qui in poi, con le prime esami testimoniali, le prime attività di indagine, siamo riusciti a creare e a valutare i primi indizi di colpevolezza del soggetto, pluripregiudicato per reati specifici.
La procura è stata altrettanto solerte, nel senso che immediatamente il pubblico ministero e poi il GIP hanno assecondato, insomma, valorato quelli che erano poi i risultati delle vostre indagini. Assolutamente sì, l'attività di indagine sinergica diretta dalla procura ha fatto sì che il GIP potesse emettere in brevissimo tempo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere necessaria per la gravità dei fatti e per la serialità dei fatti stessi, appunto nel giro di 24 ore 3 episodi gravi. Esatto, perché poi l'unica maniera evidentemente a quanto pare per fermare questo soggetto a cui è stato consigliato, insomma, anche da lei, ci raccontava personalmente in precedenti momenti in cui chiedeva l'elemosina in maniera piuttosto insistente, insomma, di cercare di riprendere una condotta, ecco, corretta, l'unica maniera pare questa purtroppo in questo momento. Eh sì, è l'unica maniera, anche perché del resto il soggetto era ampiamente conosciuto dai carabinieri della stazione di Susegana. Difatti già dalle prime descrizioni diciamo, era già stato potenzialmente individuato. Ecco, mi permetto di fare una domanda anche al comandante Plazzotta, perché comandante, allora abbiamo detto è importantissimo che i cittadini si fidino delle forze dell'ordine, segnalino immediatamente, particolare anche il fatto che nel caso del parroco di Ramera c'è stato un passante che è intervenuto per evitare che questo soggetto se ne andasse anche con la macchina del sacerdote. Certo, e non contento, quello che accomuna tutti e tre i fatti è anche il velocipede da lui utilizzato, una bicicletta verde non usuale. E tutte e tre le persone che hanno subito questi danni, questi reati, hanno descritto anche questa bicicletta, quindi è stato fondamentale la descrizione anche dei più piccoli dettagli e noi chiediamo sempre alle persone, anche le cose che per loro sono ininfluenti, per noi sono fondamentali e le prove raccolte che sono state incontrovertibili hanno permesso di assicurare alla giustizia questo malfattore, questa persona cattiva. Posso dirlo. Ecco, purtroppo, perché quella che ha un po' colpito è stata la violenza, il fatto di non fermarsi, no? Esatto, esattamente. È una persona che non ragiona e sono le persone più pericolose, specialmente per le persone vulnerabili o anziane in questo caso, perché nel non trovare nulla loro possono reagire in maniera molto sconsiderata. Non sono dei professionisti, anche se questo ha un curriculum non invidiabile. Però, ripeto, la gente non deve reagire, deve focalizzare la situazione, dovesse succedere, e riferire e chiamare il 112 immediatamente e riferire tutto ciò che loro sanno, a prescindere che per loro sia una cosa superficiale o meno. Benissimo, quindi le raccomandazioni agli anziani le abbiamo ripetute, perché poi anche in questo caso abbiamo avuto dimostrazione, no, di anziani che insomma stanno imparando, torno di qua comandante, stanno capendo come si devono comportare, però ricordiamolo soprattutto in questo periodo in cui magari si trovano anche a casa da soli, magari i figli sono andati a fare una breve vacanza durante le festività. Fortunatamente direi l'attività preventiva che facciamo in giro tra le parrocchie, tra le associazioni degli anziani sta dando i primi frutti, diciamo. La persona anziana ha chiamato, infatti non ha fatto entrare il soggetto che cercava di entrare in casa, ha chiamato immediatamente il 112, così come noi diciamo sempre di fare. Ecco, per cui davvero anche gli anziani, insomma, al di là che grazie a Dio stanno sempre più in salute anche a 80 anni, eccetera, però insomma si dimostrano sul pezzo, come diciamo noi. Allora io ringrazio il comandante, il maggiore Fabio Di Rezza, il comandante della compagnia di Conegliano, per questo collegamento, naturalmente il luogotenente Rudy Plazzotta, grazie per il vostro lavoro. Daniela, se non hai domande da studio io ti restituirei la linea. Grazie davvero Lina, grazie davvero anche ai tuoi ospiti. Noi andiamo avanti invece con questa nostra prima edizione, torniamo a parlare ancora di cronaca, lo facciamo con una rapina nel Veronese. Un 22enne è stato arrestato dagli agenti delle volanti della squadra della questura di Verona con l'accusa di rapina impropria e minacce gravi. Il giovane, dopo essere stato scoperto a rubare all'interno di un supermercato nel centro storico, ha aggredito l'addetto alla vigilanza nel tentativo di fuggire con la merce appena sottratta. Il vigilante è comunque riuscito a bloccare il malvivente fino all'arrivo degli agenti, che lo hanno arrestato nel rito per direttissima. Il 22enne irregolare sul territorio italiano è stato condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione. Il giudice ha poi disposto la sospensione condizionale della pena.
E torniamo purtroppo a parlare anche di incidenti stradali. Lo ricordiamo, la Marca nel 2022 è stata davvero, per la Marca è stato davvero un anno bruttissimo, un anno terribile, con ben 73 vittime, e c'è stata un'altra tragedia della strada ed è la prima vittima del 2023, è un 79enne di Montebelluna, il dramma ieri sera. L'auto che sbanda percorrendo via Foresto a Montebelluna e finisce nel fossato, schiantandosi contro un ponticello in cemento. Poco dopo le 21 la Marca trevigiana registra la prima vittima del 2023 sul fronte incidenti stradali, dopo l'annus horribilis appena trascorso e le sue 73 croci. A perdere la vita il 79enne Renzo Ambrosi. A prestare i soccorsi all'anziano è stata un'ambulanza che stava transitando nella zona e si è fermata appena visto il sinistro. Medico e infermiere hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo, purtroppo inutilmente. A causare la tragedia ci potrebbe essere stato un improvviso malore dell'uomo, provocando la sbandata fatale. Per il recupero del mezzo sono giunti i vigili del fuoco, mentre i rilievi sono stati svolti dai carabinieri di Montebelluna. La circolazione lungo la strada è stata parzialmente interrotta per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso. Ed ora invece andiamo a Mestre, sempre con la cronaca, che ci porta ad un collegamento con l'accoltellatore di Roma. Ci spiega tutto il nostro Filippo Fois, che lo vedo già sullo schermo. Filippo, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo di fronte alla stazione di Mestre, uno degli snodi ferroviari principali d'Italia. Siamo qui perché la Polizia Ferroviaria ha reso noto quello che è stato il bilancio di un anno di attività. Un 2022 molto intenso, poi potrete pensare anche cosa accade in questa zona che purtroppo rimane tristemente nota per problemi di ordine pubblico. Qua vicino c'è la famosa Via Piave, che è uno dei centri di spaccio più noti tristemente anche a livello italiano. Ebbene, durante i controlli della Polizia Ferroviaria di Mestre era stato identificato qui Aleksander Mateusz Ciomak, l'uomo di origini polacche, che poi si era reso protagonista di un accoltellamento nella stazione di Roma Termini. La vittima era una ragazza israeliana, poi è stato fermato a Milano, era irregolare in Italia da circa 8 mesi, era stato fermato qui, ma al momento non c'erano motivi per trattenerlo, per cui poi era stato lasciato andare. Però comunque era stato identificato, così come centinaia, decine di migliaia di persone. I dati parlano, i dati complessivi, di 673 denunce e di 26 arresti nel corso di quest'anno di controlli nelle stazioni del Veneto. Le principali accuse di reato per le quali queste persone sono state fermate sono resistenza e violenza pubblico ufficiale e spaccio, oltre naturalmente a reati contro il patrimonio. Poi ci sono anche interventi singolari, per esempio questo è capitato qua vicino, a circa una quindicina di chilometri nella stazione di Venezia Santa Lucia, in cui la Polizia Ferroviaria è riuscita a trovare un preziosissimo flauto traverso che era stato perso da una musicista durante il viaggio e è stato fortunatamente ritrovato e riconsegnato alla legittima proprietaria. Per quello che riguarda per esempio invece Venezia, il problema lì sostanzialmente non è quello dello spaccio, che ovviamente ha aumentato in collaborazione con Polizia e Carabinieri l'attività della Polfer, ma è quello dei borseggiatori e delle borseggiatrici. Da questo punto di vista ci sono stati 10.293 pattuglie impiegate in 500 servizi anti-borseggio. Queste più o meno sono le cifre di un anno di attività intenso, come presumiamo sarà anche l'anno che a cui stiamo andando incontro, il 2023. Ci sono delle stazioni purtroppo anche in Veneto in cui la situazione dal punto di vista dell'ordine pubblico desta qualche preoccupazione, non solo a Mestre, potremmo parlare anche di Padova, però insomma le forze dell'ordine diciamo che vigilano e intervengono ogni qualvolta ce ne sia la necessità. Grazie davvero, grazie Filippo, buon lavoro. Noi andiamo avanti invece con la nostra prima edizione e continuiamo con la cronaca, perché i finanzieri del comando provinciale di Verona hanno arrestato un 30enne residente nel capoluogo scaligero, trovato in possesso di 2,5 kg di droga.
Una pattuglia dei Baschi Verdi durante un controllo nel quartiere di Veronetta ha fermato un'automobile guidata dal trentenne. Nell'auto sono stati trovati 10 grammi di hashish, ma l'agitazione dell'uomo ha indotto i militari a perquisire anche la sua abitazione, dove in una borsa c'erano 1,8 kg di marijuana e oltre 800 grammi di hashish, già suddiviso in panetti e dosi pronte per lo spaccio. Così per l'uomo ovviamente è scattato l'arresto ed è stato portato in carcere a Montorio in attesa della convalida. Ed oggi è una giornata davvero di lutto a San Martino di Lupari, serrande abbassate, sospensione delle attività per lutto cittadino nel pomeriggio, in Duomo alle 15, funerali di Mariangela Sarto, la donna di 84 anni trovata senza vita una settimana fa per l'omicidio è in carcere, la figlia Diletta intanto in ospedale a Padova, resta ricoverato il marito della donna di Mariangela, Giorgio Miatello. È l'ordinanza numero 1 del 2023, quella con cui il sindaco Nivo Fior chiede a tutto il paese di San Martino di Lupari di raccogliersi nel dolore del lutto cittadino durante i funerali di Mariangela Sarto che si terranno alle 15 in Duomo. 84 anni, amata maestra elementare molto conosciuta dalla comunità. Mariangela Sarto è stata trovata morta dalla figlia minore Chiara nella mattinata del 27 dicembre, barbaramente uccisa. Ferito gravemente anche il marito Giorgio Miatello, 89 anni, ricoverato in ospedale a Padova. Migliore non è in pericolo di vita, ma non è stato ancora in grado di essere interrogato da Marco Brusegan, il magistrato che indaga sulla morte della moglie. In carcere a Verona la figlia maggiore della coppia Diletta, 51 anni, ex vigilessa. Sarebbe stata lei, in cura da mesi al centro di salute mentale dell'ospedale di Cittadella, a trafiggere il corpo della mamma e a picchiare brutalmente anche il padre. È la testimonianza di quest'ultimo che il magistrato attende per avere conferma del quadro investigativo tracciato in questi giorni. Diletta avrebbe agito tra la sera del 26 dicembre e le prime ore del 27, si sarebbe poi accuratamente lavata. Verso le 8 del 27 dicembre avrebbe detto alla badante dei genitori di lasciarli riposare per poi allontanarsi da casa con il cellulare spento e dirigersi verso l'albergo di Romano De Zelino, dove è stata rintracciata dai carabinieri. Esami tossicologici saranno eseguiti su incarico della procura su sangue e urine della donna prelevate nella caserma dei carabinieri di Cittadella al momento del fermo di Diletta Miatello. La tua morte inattesa e rapida lascia un gran vuoto in tutti coloro che ti amarono, ha scritto la famiglia nell'epigrafe di Maria Angela Sarto, epigrafe da cui manca il nome della figlia Diletta. Ed ora torniamo a Treviso, una W cerchiata, simbolo di un movimento Novax, già autore di numerosi gesti vandalici contro sedi istituzionali e sindacali, è stato tracciato da ignoti la scorsa notte con vernice spray di colore rosso all'esterno della sede territoriale della CISL di Treviso Belluno. Dell'episodio è stata informata la sezione Digos della Questura di Treviso. Non ci faremo intimidire da questi gesti vigliacchi, la reazione del segretario generale Massimiliano Paglini, ma continueremo ad agire lungo la strada della ragione e del rispetto. Non esistono pandemie orchestrate dall'alto, ma dei folli che hanno perso il contatto con la realtà. E poi ci sono le parole anche del presidente Zaia che dice noi siamo testimoni di gesti ingiustificati e gravissimi di chi ancora oggi si ostina a negare la realtà dei fatti, in questo caso sulla pandemia mondiale del Covid-19 sono atti inaccettabili contro la democrazia. Dunque queste sono le parole del governatore Zaia. E rimaniamo a Treviso per un fatto che aveva fatto clamore, che riguarda il rinvio a giudizio dell'allenatrice accusata di abusi di mezzi di correzione per aver dato uno schiaffo ad un atleta di 8 anni, il legale della donna Luigi Fadalti. Replicheremo in ogni opportuna sede. Una vicenda che ha fatto molto clamore, che è finita nelle aule del tribunale. L'allenatrice accusata di abuso di mezzi di correzione è stata rinviata a giudizio. I fatti risalgono al 2017, quando la donna, fra l'altro direttrice di una società sportiva di ginnastica artistica e coach a livello nazionale, avrebbe dato uno schiaffo ad una sua allieva di 8 anni. Immediata la replica dell'avvocato Luigi Fadalti, legale della donna. Si è trattato di un episodio, ripeto, limitato e modestissimo. Io escludo, non mi sento di escludere, escludo
radicalmente che gli sia mai stato un abuso di mezzi di correzione. Di fatto si tratta del primo rinvio a giudizio di un'allenatrice da quando la ginnastica ritmica è stata travolta dalle polemiche sui maltrattamenti denunciati da alcune atlete, la versione dell'allenatrice. E c'è stato un episodio, ripeto, singolo, un esercizio mal eseguito da parte dell'allieva che ha posto se stessa a rischio di gravi conseguenze, e lì c'è stata una reazione istintiva, ma è un buffetto. Il buffetto che potrebbe recare il padre a un figlio discolo. Poteva farsi male cadendo, da uno degli attrezzi ha sempre detto. I genitori della bambina hanno comunque denunciato il coach all'autorità giudiziaria e sportiva. La procura sportiva ha ricevuto il dossier raccolto dal padre dell'atleta. Aveva concesso alla coach di patteggiare 1 mese di squalifica. Sono stati anni difficili per lei. È una persona che ha dedicato la propria vita all'allenamento e alla preparazione dei giovani, alla ginnastica artistica, è riuscita a condurre l'associazione per la quale lei allena ai massimi livelli nazionali. È chiaro che questa storia la tocca nel più profondo. Fadalti assicura. Io non escludo che la mia difesa sia intenzionata anche ad assumere iniziative a tutela della propria immagine. Furto alla mostra dei dinosauri che dall'8 di dicembre è stata aperta a Padova al padiglione 1 della fiera. 2 artigli di un pappagallo rettile vissuto 100 milioni di anni fa. Questo è il souvenir che alcuni ladri senza scrupoli si sono portati a casa dalla mostra sui dinosauri Lost Hangar, che è stata allestita nel padiglione 1 della fiera di Padova. L'ammanco è stato notato dal personale interno della mostra durante l'ispezione finale poco prima dell'orario di chiusura qualche giorno fa. Alcune falangi delle 2 dita dell'arto superiore destro del fossile del dinosauro Psittacosaurus sono state sganciate dal sostegno metallico che regge lo scheletro. La mostra espone oltre 500 reperti originali e si sviluppa su oltre 5.500 metri quadri. Il materiale esposto è protetto dai tendiflex e guide e steward monitorano l'area. Nonostante ciò, il furto è avvenuto in orario di apertura. Le falangi del pappagallo rettile erano piccole e facilmente occultabili. I 2 artigli, fanno sapere gli organizzatori della mostra, appartengono ad un reperto originale e preferiscono non specificarne il valore. Dopo questo furto verrà potenziata la videosorveglianza e i controlli. Si appartavano in un edificio abbandonato di Campo San Piero. Rimaniamo dunque a Padova. I 2 adolescenti scoperti dagli agenti della polizia locale della federazione. Avevano creato un piccolo rifugio con una tenda, luci soffuse, un materasso e alcune coperte nel sottotetto di un edificio abbandonato di via Montegrappa a Campo San Piero. I 2 giovanissimi, un ragazzo di 15 anni e una ragazza di 14, sorpresi dagli agenti della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese. Ad aver segnalato un insolito andirivieni il proprietario dell'area, che aveva notato intrusioni e furti di materiale edilizio nella villetta vicina in fase di costruzione. I 2 giovanissimi sono stati identificati e rimproverati dagli agenti, che li hanno rilasciati solo dopo aver verificato l'accurata pulizia del sottotetto da parte dei 2 giovani. Un controllo che si inserisce in una più ampia azione degli agenti volta al monitoraggio di stabili abbandonati nei 10 comuni del territorio. Ed ora invece andiamo a Paese, dove c'è stata una segnalazione di un cittadino. Ne parla il consigliere regionale Zanoni. Vediamo subito il video che ci ha inviato. Okay. Sono a Paese, in un'area abbandonata, e questo è quello che un cittadino che mi ha fatto una segnalazione mi ha portato a vedere. Si tratta di un'ingente quantità di rifiuti di diversa provenienza, rifiuti industriali, artigianali, materie plastiche, materie ferrose, abbandonate a se stessi in maniera incontrollata, quindi in maniera del tutto illegale. Sono circa 200 metri cubi, quindi si parla di 3, 4, 5, 6 carichi distinti di materiale che si possono vedere lungo questa lunga scia di deposito, di discarica incontrollata. Sono una 50ina di metri che denuncerò prontamente alle autorità per
le procedure di legge. Si tratta di un'azione da irresponsabile, da delinquenti. Mi auguro che ci siano delle indagini approfondite che attraverso i tanti segni identificativi che si trovano in questi cumuli di rifiuti vengano individuati i responsabili e in particolare venga individuato chi ha scaricato in maniera illegale questi rifiuti creando un evidente danno ambientale e quindi mi auguro che venga individuato e mandato naturalmente sotto processo, perché è inammissibile che nella provincia più riciclona d'Italia, ovvero la provincia di Treviso, accadano cose scellerate come queste. Ovviamente maggiori informazioni riguardo a questo scempio che abbiamo visto nella zona di Paese con questi rifiuti gettati da una persona e ovviamente nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 19:30 di Treviso. Ed ora invece andiamo a Padova, perché sono 550 i procedimenti di prevenzione personale adottati nel 2022 in provincia, più del doppio rispetto allo scorso anno quando furono 266. Il questore Antonio Sbordone avverte: più denunce perché c'è più prevenzione. Più che raddoppiate le misure restrittive a Padova e provincia, ammonimenti e divieti d'accesso sono passati da 266 del 2021 a 550 dell'anno appena concluso. L'attività della divisione anticrimine si è concentrata sui comportamenti di violenza domestica, con 84 provvedimenti, e le violenze all'interno o nelle vicinanze di pubblici esercizi con le missioni dei cosiddetti Daspo Willy. Diciamo che è andata bene non perché ne abbiamo fatte molte di più, ma perché l'averne fatte molte di più di misure, averne applicate molte di più ci ha consentito di far ridurre dei reati, perché alla fine sono misure appunto di prevenzione, servono a far decantare delle situazioni che potrebbero diventare molto più pericolose all'interno delle mura domestiche e anche fuori. La maggior sensibilità anche della cittadinanza, soprattutto nei confronti di reati di violenza domestica, ha permesso di agire di più e meglio. Noi riteniamo che più che altro sono aumentati non i fatti ma le segnalazioni. L'ammonimento per violenza domestica il questore lo può fare anche se non c'è una denuncia, ma basta che noi ne veniamo a conoscenza di quello che succede. E ne siamo venuti a conoscenza molto di più che in passato attraverso vari canali, quello classico della volante che viene perché viene chiamata, ma anche l'intervento dei vicini che segnalano, anche l'intervento del 118 che poi ce lo dice. Insomma, c'è una situazione di maggiore sensibilità di contesto, voglio dire, che probabilmente nasce dal fatto che se ne parla. Fondamentale la sinergia con tutti gli enti che vigilano sul territorio per cercare di arginare quei fenomeni che possono sfociare in quella che è definita malamovida. Noi arriviamo anche a chiudere gli esercizi pubblici, no? A interrompere, a sospendere le licenze quando si verificano fatti di violenza, ma talvolta questi provvedimenti, c'è l'allontanamento con un provvedimento impropriamente detto Daspo dai locali, da quel locale, da tutti i locali per un certo periodo, può far decantare la situazione, perché in molti casi le persone, per così dire, che danno fastidio sono sempre le stesse, ecco, che creano problemi sono sempre le stesse, che hanno un'indole violenta sono più o meno le stesse, quindi questo tipo di provvedimento può effettivamente servire. Ed ora invece andiamo a Bassano per parlare ancora di cronaca con un colpo messo a segno in centro. Ce ne parla la nostra Monica Smiderle, buongiorno. Buongiorno a te Daniela, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Come dicevi, siamo in pieno centro storico a Bassano, in via Jacopo da Ponte, una delle vie principali dello shopping bassanese. La rapina, il colpo è stato messo a segno alla gioielleria Estella Oro, che è il negozio appunto che vedete alle mie spalle. Il colpo è avvenuto ieri sera intorno alle 18:50. Secondo quanto riferito dal titolare dell'Estella Oro
Oro Ivan Gasparotto, sarebbe entrata nel negozio una coppia, un uomo e una donna, con il volto parzialmente travisato dalla mascherina e pare anche da un berretto. Almeno l'uomo, secondo quanto riferito, avrebbe indossato anche un berretto. I due avrebbero chiesto di visionare alcuni gioielli per fare un regalo, per comprare qualcosa del valore intorno ai 2.000 euro. Quindi il titolare ha estratto dalla cassaforte alcuni rotoli di gioielli e proprio mentre stava per far visionare i preziosi alla coppia, i due hanno agito scaraventandolo a terra. L'uomo ha riportato una ferita al capo, un lieve trauma cranico, quindi i due hanno preso i rotoli di preziosi, pensate un valore intorno ai 200.000 euro, e sono fuggiti lasciando l'uomo ferito a terra. Ivan Gasparotto si è fatto poi medicare al pronto soccorso di Bassano del Grappa. I due sono riusciti a fuggire. C'è un altro episodio particolare a Bassano che in qualche modo potrebbe forse essere collegato con la rapina alle Stelle Oro, perché ieri in Prato Santa Caterina, quindi a poche centinaia di metri dal punto del colpo, è stata rubata un'auto che è stata poi ha tentato poi la fuga finendo contro un'altra auto in sosta. Secondo alcuni testimoni sarebbero fuggite due persone. Insomma, gli inquirenti stanno anche cercando di capire se ci sia qualche coincidenza tra i due episodi. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa, che naturalmente stanno concentrando le indagini soprattutto sulle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza che sono presenti sia qui lungo le vie di Bassano, del centro storico di Bassano, ma anche ci sono delle telecamere di sistemi privati di residenti nell'area. Tutto naturalmente è ancora da chiarire. Al momento i titolari delle Stelle Oro non sono presenti all'interno del negozio. Abbiamo più volte provato a suonare il campanello ma senza avere risposta. Naturalmente un episodio che ha creato grande sconcerto nella zona, in centro a Bassano, perché fortunatamente nella cittadina bassanese non capitano episodi di questo tipo, non capitano spesso. Vero è che Stella Oro già qualche anno fa era stata presa di mira dai malviventi con un'altra rapina. Per il momento da Bassano, Daniela, è tutto. Sono a disposizione per eventuali domande. Grazie, grazie davvero Monica. Ovviamente se hai ulteriori novità su questa vicenda ci puoi ricontattare e ricollegare subito. Grazie davvero Monica, grazie, buon lavoro. Noi prima vi abbiamo raccontato la storia di un'allenatrice che è stata rinviata a giudizio per aver dato uno schiaffo ad una piccola atleta di 8 anni di ginnastica artistica, ed è di ora proprio la notizia di un protocollo d'intesa per coordinare le rispettive attività nei procedimenti e scambiarsi le informazioni utili sui casi di violenza contro la persona commessi da tesserati nell'ambito sportivo, come ad esempio nelle ormai note vicende dei presunti maltrattamenti sulle ginnaste, e sarà firmato mercoledì prossimo 11 gennaio dal procuratore di Milano Marcello Viola, dal presidente del CONI Giovanni Malagò e dal procuratore generale dello sport, il prefetto Ugo Taucer. Questa è dunque la notizia a cornice proprio di quello che vi abbiamo detto e vi abbiamo raccontato che è accaduto nel Trevigiano. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio e parleremo anche del Panevin. Vi dicevo, oggi ultimo giorno utile per capire se si faranno i Panevin. Alcuni comuni hanno deciso di farlo lo stesso, altri hanno deciso soluzioni alternative come Roncade con un Panevin laser, ma sentiremo anche a Padova che cosa succede. Quindi qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio. Siamo tornati in studio e continuiamo con questa diretta. Noi ci colleghiamo, perché lo vedo già sullo schermo, Don Alessio Magogga, direttore dell'azione di Vittorio Veneto. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e un saluto anche a tutti gli amici che ti stanno seguendo in questo momento. Dunque, questa sera c'è una serata importante, perché si terrà la veglia diocesana per la pace, i colori della pace in un momento in cui davvero c'è bisogno di pace.
Sì, questo appuntamento per quanto riguarda la nostra diocesi è un appuntamento tradizionale, classico, nel senso che sempre agli inizi di gennaio la nostra diocesi organizza un momento di preghiera per la pace. Non siamo solo noi, ovviamente, anche un po' tutte le diocesi d'Italia in particolare vivono questo momento, perché gennaio è il mese della pace, dal momento che il 1° gennaio è il giorno mondiale di preghiera per la pace. Ogni anno il Papa dirama un messaggio proprio per questa giornata. Il Papa Francesco quest'anno appunto ha pubblicato il suo messaggio per la giornata di quest'anno, che si intitola "Nessuno può salvarsi da solo", e quindi anche noi faremo eco e tesoro del messaggio del Papa per la giornata della pace. Ecco, come dicevo prima, purtroppo questo è un periodo difficile, lo abbiamo detto, per tanti motivi, tante famiglie che sono in difficoltà, e questo è un messaggio importante un po' per tutte le famiglie che si trovano ora in gravi difficoltà. Sì, certamente possiamo dire che purtroppo il tema della pace è di grande attualità sotto diversi punti di vista, sia da un punto di vista internazionale, l'Ucraina che ci preoccupa e la questione ci tocca sul vivo, ma poi questo ha dei riverberi anche in quella che è la vita delle nostre famiglie, delle nostre comunità parrocchiali o civili. Mi permetto un piccolo cenno sulla struttura della veglia di preghiera che si terrà questa sera a Conegliano nella parrocchia dei Santi Martino e Rosa alle 20:30. Sarà presieduto dal Vescovo Monsignor Corrado Pizziolo e prevede un percorso dal particolare all'universale, proprio come diceva lei, a partire da quelle che sono le situazioni di fatica delle nostre realtà. E ci sarà innanzitutto la testimonianza di Pierpaolo Spinazzè, che è un giovane originario del Coneglianese, attualmente vive a Verona, è uno street artist, dipinge i muri, gli piace in particolare questo tipo di attività, scrivere, pubblicare le sue opere sui muri, ma lo fa per costruire la pace, nel senso che copre con le sue opere dei segni di odio e di violenza che rintraccia lì dove vive, in particolare a Verona. Quindi è diventato abbastanza famoso Pierpaolo Spinazzè in arte e cibo, perché copre questi segni di violenza con delle opere che richiamano dei cibi, insomma, caratteristici della nostra terra, del nostro territorio. E anche questo ci sembrava un messaggio interessante, come a dire anche noi lì dove viviamo, nel contesto in cui ci troviamo, possiamo nel nostro piccolo compiere, un po' come fa anche Pierpaolo, dei gesti per costruire la pace a partire appunto dal contesto nel quale ci troviamo. Ecco, l'esempio di questo giovane è un esempio importante da dare un po' a tutti i giovani. Abbiamo visto che dopo la pandemia ci sono stati anche grossi problemi di disagio e anche reati che sono legati ai giovanissimi. Se dovesse lanciare un messaggio, un messaggio ai giovani proprio per cercare di aiutarli, di sostenerli, quello di questo giovane è un messaggio importante. Lei cosa si sentirebbe di dire? Sì, allora questo giovane ho avuto modo di sentirlo, di intervistarlo, di avere un colloquio con lui. Dice che a un certo punto si è sentito interpellato vedendo i tanti segni di violenza nell'ambito della sua città, questi segni appunto sui muri della sua città, e si è sentito chiamato ad intervenire, a fare qualche cosa per la sua città, per dare un segno sia artisticamente bello sia che potesse costruire la pace. Io direi proprio questo, mi ha colpito molto questa specie di vocazione laica, se vogliamo, di questo giovane, nel senso che anche noi forse, e anche i giovani in particolare, sono chiamati nel modo che sentono, cioè con i talenti, le qualità che hanno, a portare un contributo in termini di bellezza e di costruzione di pace al territorio, alla società nella quale si trovano. Mi ha colpito molto questo aspetto che Pierpaolo sottolineava, ognuno nel suo modo. Io ho trovato questo modo per portare un contributo, altri possono farlo in altre forme. Faceva l'esempio, non so, se uno ha il talento di far da mangiare, può mettersi al servizio di qualcun altro che si trova nel bisogno, non so, delle mense popolari che
danno appunto da mangiare a chi si trova in una situazione di fatica e di sfortuna. Quindi direi, e concludo, questo tipo di messaggio, che ognuno si sente interpellato, in particolare proprio i giovani, a portare un contributo in termini di bellezza e di pace secondo quello che è il suo stile, secondo quelle che sono le sue capacità e i suoi talenti. Vogliamo ricordare la veglia dove sarà e a che ora per i cittadini? Sì, allora si troverà nella chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Rosa a Conegliano alle 20:30. Questa sera sarà presieduta dal Vescovo e organizzata dalla Pastorale Sociale Diocesana insieme alla Caritas, al Centro Missionario Diocesano e all'Azione Cattolica. Magoga, la ringrazio davvero, la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi, un caro saluto a tutti. Grazie, grazie. Noi ora invece ci spostiamo a Padova, ne avevamo parlato prima un po' per capire che cosa accadrà a questa tradizione che c'è sempre stata nel giorno, insomma, dell'Epifania, i famosi pani e vin. Purtroppo abbiamo visto che con gli sforamenti, con l'inquinamento, molti comuni hanno deciso di non farlo più, altri hanno scelto, come vi dicevo, dei metodi, delle soluzioni alternative, come ad esempio a Roncade, che ha scelto di fare 2 piccolissimi falò, però poi di accendere dei laser che un po' disegnano il falò, fanno pensare al falò reale, quello che siamo stati sempre abituati a vedere. Alcuni comuni invece hanno scelto di farlo in ogni caso, però insomma oggi, ultimo giorno utile per i comuni anche più grossi per capire che cosa fare, per capire se ci sarà un'allerta rossa o arancione e se non saranno possibili accendere i falò. Vediamo a Padova, perché lo smog e l'aria inquinata, come vi ho detto, hanno fatto annullare i roghi della Befana, ma i falò resistono in alcuni comuni, come vi dicevo anche nel Padovano. Quindi in diretta da Prato della Valle c'è per noi, e la vedo sullo schermo, la nostra Valentina Visentin. Qui per esempio il falò è stato già cancellato. Valentina, buongiorno. Buongiorno da Padova, io mi trovo in Prato della Valle, qui da tradizione si svolgeva il rogo dell'Epifania, sospeso nel 2021 e nel 2022 a causa della pandemia, e sospeso anche quest'anno proprio per tutelare la qualità dell'aria. Da qualche giorno il semaforo è rosso per i livelli di PM10 nell'aria e quindi il Comune ha deciso di optare per iniziative alternative, così come era già stato fatto a Capodanno con l'eliminazione dei fuochi d'artificio. Padova, ma anche Treviso invece sono i piccoli comuni a scegliere di continuare la tradizione del rogo del Brusa alla Veccia. Nel Padovano per esempio il caso di Montagnana, con ben 4 falò approvati che si svolgeranno il 6 di gennaio, ma anche comuni come Villanova di Camposampiero, Bagnoli di Sopra o Tribano, mentre nel Trevigiano abbiamo Arcade e San Biagio di Callalta, per citarne alcuni. Qui con me c'è Luigi Lazzaro, presidente veneto di Lega Ambiente, che insomma invita i sindaci dei piccoli comuni a rispettare quello che di fatto c'è già scritto in un regolamento regionale. Sì, buongiorno a tutti. Noi invitiamo tutti i sindaci quindi a prendere esempio da quelli dei grandi comuni che stanno facendo scelte coraggiose, ma anche in piccoli comuni, perché ce ne sono altrettanti che hanno scelto invece di fare giochi di luce, di colori, di musiche e cambiare l'approccio alla tradizione, mettendo innovazione, che riteniamo sia indispensabile in questi tempi. È richiesto anche in qualche modo dal Presidente della Repubblica nel suo discorso di fine anno un abbraccio della modernità nei tempi del cambiamento climatico. Penso che debba essere uno spunto di riflessione, pensiamo come Lega Ambiente debba esserlo per tutti gli amministratori, soprattutto nei piccoli comuni che per quanto riguarda la qualità dell'aria devono essere protagonisti. Non dipende solo dai comuni capoluogo la qualità dell'aria, dipende molto da tutti i comuni della pianura, e quindi chiediamo che le ordinanze che già esistono vengano rispettate, che si sappia separare tra, diciamo, l'emergenza nel periodo di massima allerta per la qualità dell'aria, che è quello invernale, che è quello delle festività, in cui bisogna mettere in campo azioni che vanno oltre quelle che sono le semplici, diciamo, scelte dell'amministratore rispetto ai blocchi del traffico o ai suggerimenti sulla temperatura degli impianti di riscaldamento, e che invece si mettono in campo scelte coraggiose come il blocco totale di questi falò in questo periodo, perché in questo periodo
periodo c'è l'emergenza smog, quindi i cittadini respirano male, la qualità dell'aria è pessima e dobbiamo essere capaci di rispondere a questa emergenza, non dicendo che tanto conta poco, che è solo un giorno. Chi deve intervenire? Perché la Regione di fatto non dà obblighi, dà indicazioni. Beh, noi da tempo chiediamo che la Regione si erga un ruolo di coordinamento più efficiente e più efficace di quanto non sia stato fino ad oggi, perché le ordinanze sono a macchia di leopardo, i comuni le applicano ma poi le derogano in svariate modalità. Tra parentesi, questo produce ulteriore burocrazia per i cittadini, perché le cose si possono fare ma basta fare le deroghe e compilare scartoffie che poi appesantiscono e fanno credere al cittadino che la burocrazia appesantisca, gli complichi la vita. Non deve essere così, devono esserci atti coraggiosi e la Regione può essere protagonista prendendo in mano il coordinamento anche con noi diciamo indicazioni tipo, quindi con ordinanze tipo che poi i comuni debbano mettere in pratica in maniera più restrittiva e non come fanno oggi, cioè prendendo le indicazioni e poi ponendo deroghe su molte questioni. Quindi che cosa ci dobbiamo aspettare anche per le prossime settimane? Abbiamo iniziato il 2023 con il semaforo rosso dell'aria per l'aria in tante zone, anche qui a Padova, quindi insomma questi mesi invernali, se non c'è la pioggia, saranno all'insegna di ancora una volta dell'aria pessima. Beh, ci dobbiamo aspettare la consueta polemica su ma il rogo è una tradizione, lo dobbiamo fare e via discorrendo, così come i fuochi d'artificio, così come tutto l'accesso al centro delle città per fare lo shopping, sono tutti elementi che non guardano la qualità dell'aria ma girano intorno al discorso, quindi ci aspettiamo questo purtroppo, ma noi chiediamo di separare l'impegno sulla qualità dell'aria che molti amministratori stanno mettendo, ad esempio con l'incentivo al trasporto pubblico, l'incentivo a altri mezzi diciamo di mobilità nella città, come con la mobilità elettrica e condivisa, piuttosto che l'aggiunta di strade scolastiche o di strade di quartieri a zone 20 e 30, piuttosto che il suggerimento, o meglio l'obbligo a non installare più caldaie aperte nelle case quando vengono costruite o ristrutturate, perché bruciare la legna con una canna fumaria aperta diventa un grande problema per l'inquinamento. Allora sono questi gli aspetti su cui chiediamo di separare, bisogna sapere che c'è una strada da percorrere per migliorare in generale la qualità dell'aria, ma c'è anche una strada da percorrere per limitare l'emergenza e quindi serve coraggio, serve innovazione, serve fantasia, gli amministratori ce l'hanno, smettano di fare polemica su una cosa che si può evitare innovandola e mantenendo la tradizione e la voglia di comunità che i cittadini mettono in campo quando vengono poi in queste giornate nelle piazze dei nostri comuni. Allora ringraziamo Luigi Lazzaro qui da Prato della Valle, senza la pira della Befana, che quindi non torneremo a vedere dopo lo stop che invece aveva imposto la pandemia, perché appunto per i bambini ci saranno tante altre iniziative in città, non mancherà sicuramente la Befana che si farà vedere ma senza essere bruciata qui in Prato della Valle. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Valentina, grazie anche al tuo ospite e l'abbiamo detto prima, ci sono comuni che invece stanno pensando a delle soluzioni alternative ed andiamo a Treviso perché ci sarà un falò virtuale contro l'inquinamento, lo organizza la parrocchia di San Lazzaro per il 5 di gennaio e non mancherà ovviamente l'arrivo della Befana. I limiti dovuti all'inquinamento finiscono per spegnere molti pan e vin e qualcuno gioca d'anticipo aguzzando l'ingegno, come nel caso della parrocchia di San Lazzaro alle porte della città, che per giovedì 5 gennaio organizza un falò virtuale proiettato sulle facciate della chiesa e del campanile. Ieri sera con i volontari mi è venuta questa idea di realizzare il pan e vin cosiddetto virtuale, che realizzeremo nella serata del 5 di gennaio alle 19:30, dove proietteremo un filmato di un pan e vin virtuale, un filmato. Sicuramente non ci sarà il calore del fuoco, si spera che comunque il calore delle persone che dopo 2 anni di pandemia sia comunque dentro i loro cuori per poter fare senso di comunità. Costi contenuti e festa assicurata con uno sguardo alla qualità dell'aria. Diciamo che è a costo zero perché il proiettore ce l'abbiamo noi, utilizziamo i mezzi che abbiamo a disposizione della parrocchia. Il proiettore, abbiamo fatto delle prove ieri sera, stasera ripeteremo delle prove per vedere il risultato finale e siamo convinti che comunque la gente, il passaggio dal fuoco vero al fuoco virtuale sarà comprensivo proprio per i motivi che ho detto prima di salute pubblica. Stand gastronomico e tradizione rispettata dunque, con gli immancabili dolci dell'Epifania, tutt'altro che virtuali. La pincia con il vin brûlé
e i bambini logicamente avranno una cioccolata calda. Nella serata del 5 gennaio arriverà anche la Befana che grazie al contributo del Comune di Treviso consegnerà le famose calzette a tutti i bambini. Ed ora parliamo dei rincari, lo abbiamo visto dalla benzina a tutto il resto e il nuovo anno è appunto iniziato all'insegna dei rincari. I trevigiani però sono comprensivi con il nuovo governo e dicono diamogli tempo. Anno nuovo, cominciato l'insegna dei rincari, aumenta il gas, aumenta la benzina, un po' tutto. Secondo lei questo governo qua poteva fare meglio? Tutti potevano fare meglio, fino adesso non è che proprio, non so se questa può fare miracoli, ma... Come tutti gli altri governi, quindi fa quello che può. Per me è abbastanza no. Ci vuole tempo. Ci sono stati questi rincari che hanno messo in crisi naturalmente tante aziende, tante persone, tanti pensionati che hanno le bollette care. C'erano prima, ci saranno sempre, anche con un governo di sinistra, quindi diamogli tempo. Aumenta tutto, aumenta la materia prima, aumenta il trasporto e tutto si riflette poi sul costo finale e sicuramente si può fare di più, ma... L'importante è che il mondo del lavoro riprenda a dare lavoro, quindi poi gli stipendi si adegueranno. Dal mio punto di vista penso che il governo sia non all'altezza di coordinare e di svolgere la sua attività. Che io vedo che hanno una direttiva dritta e non si spostano da quella direttiva per nessun motivo. La sento all'ideologia questa cosa qua. Posso solo sperare che cambi meglio. Probabilmente sono stati obbligati a fare questa scelta. I soldi che avevano a disposizione erano quelli e si sono concentrati in altre priorità. Secondo me non aveva grandi possibilità. Quello che ha potuto fare con le poche risorse che ha a disposizione secondo me è stato fatto. Poi vediamo, avremo tempo di giudicare. Diciamo che da pochino che è messo lì, quindi diamogli un po' di fiducia, ok? Anche noi al loro posto non sapremo come fare, è molto difficile, è il giorno d'oggi. Dunque vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qua in studio, che lo conoscete insomma, il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Buongiorno, intanto grazie per essere qua con noi. No, grazie a voi, buongiorno, mi fa piacere essere in studio. Intanto buon anno, perché non siamo più... Buon anno perché naturalmente... con l'avvio di questo nuovo anno non ci eravamo ancora visti, quindi è importante fare gli auguri a lei e a tutti i telespettatori. Parliamo e torniamo invece a parlare della vicenda che ha infiammato anche il mondo politico, la vicenda giudiziaria che riguarda poi Crisanti e il presidente Luca Zaia. Ripercorriamo in questo servizio un po' quello che è accaduto e poi ne parliamo insieme al senatore Martella. Vedere la vera faccia del potere e come viene esercitato fa orrore. Parole di Andrea Crisanti dopo la messa in onda nella trasmissione Report di lunedì sera di un servizio sulla gestione dell'emergenza Covid in Veneto. Nel servizio erano rivelate anche le intercettazioni legate all'inchiesta avviata dalla Procura di Padova, nelle quali il governatore Luca Zaia diceva di lui «stiamo per portarlo allo schianto» durante una discussione con il direttore di Azienda Zero. Intercettazioni che per Crisanti metterebbero in evidenza il coinvolgimento diretto del governatore Zaia nell'aver orchestrato una campagna denigratoria nei suoi confronti per arrivare a un provvedimento disciplinare. Parole pesanti che il docente dimissionario dall'Università di Padova con una PEC formalizzata all'ultimo dell'anno proferisce in una serie di interviste rilasciate alla stampa veneta e nazionale. Ma quel che ha colpito maggiormente la politica regionale è questa frase di Crisanti. Io penso che sia giunto il momento di farsi delle domande e denunciare il clima di intimidazione a cui in Veneto è sottoposto chiunque non sia allineato con la narrativa della regione. Senatore, insomma una vicenda che sta davvero infiammando non solo il mondo politico ma anche sanitario. Direi sì, una vicenda abbastanza inquietante. Che soprattutto non fa bene in un momento come questo in cui siamo ancora tutti seriamente impegnati con la lotta al Covid, che come si è visto, che come ha richiamato anche il Presidente
della Repubblica nel suo messaggio di fine d'anno non è ancora stato vinto definitivamente. È una vicenda su cui esiste un'inchiesta della magistratura e la magistratura farà fino in fondo il proprio lavoro, come sempre, ne trarrà delle conclusioni e quindi verranno accertate se ci sono delle responsabilità e di chi sono. Sulla vicenda dei tamponi in sé va detto che nella seconda ondata in Veneto c'è stato sicuramente qualche problema e che per esempio noi in più di un'occasione avevamo messo in evidenza che l'uso dei tamponi rapidi per il personale sanitario e nelle RSA avrebbe potuto comportare qualche rischio. E questo è comunque oggetto anche di una inchiesta, se così si può dire, da parte dello stesso Consiglio regionale a proposito di Covid, della quale spero al più presto emergano le conclusioni. E sulla inchiesta giornalistica credo che si debba dire che non è un fatto positivo quando il potere politico denigra la scienza e non è un fatto positivo sentire parole di delegittimazione di uno scienziato come Crisanti, tanto più in un momento delicato come quello che stavamo vivendo e che tuttora viviamo. Emerge un quadro in qualche modo sul quale va fatta chiarezza fino in fondo nei rapporti tra la sanità e i vertici regionali. Quindi secondo me hanno fatto bene le opposizioni, tutte le opposizioni in Consiglio regionale a chiedere che su questo Zaia faccia chiarezza in Consiglio regionale, davanti ai consiglieri regionali, nel luogo dell'istituzione e faccia chiarezza anche rispetto ai cittadini veneti. Mi pare un passaggio inderogabile che io credo debba essere pienamente svolto. Ecco, come dicevo prima, senatore, ci sono stati tanti interventi da parte di tutti i politici, da parte anche dell'assessore Lanzarin, insomma, che ovviamente a difesa di quello che ha fatto la Regione in questi 2 anni di pandemia. E non so se possiamo mandare in onda il servizio proprio delle reazioni politiche, sia di destra che di sinistra, per queste sono ecco, questo che era quello che dice Zaia, poi lo sentiremo, però insomma che cosa invece hanno detto i politici riguardo a questa vicenda? Provo grande tristezza a vedere come, in nome del dibattito politico, si possa insistere sul concetto che le decisioni in materia di test antigenici hanno favorito la mortalità. Lo afferma in una nota l'assessore alla sanità del Veneto Manuela Lanzarin. Un'accusa infamante e gravissima, dice, più volte smentita da autorevoli studi internazionali. La strategia della Regione Veneto è testimoniata da atti pubblici, ufficiali, certificati ed accordati da tutti gli enti nazionali sanitari. È chiara, senza mezzi termini, Sonia Brescaccin, presidente della Commissione Sanità della Regione, presente ieri sera a Focus, che sul ciclone che ha travolto i test rapidi, dice: l'introduzione dei test rapidi è avvenuta in un momento in cui questi sono stati ammessi a livello nazionale e anche a livello internazionale dall'OMS, delle più importanti società scientifiche e enti scientifici che hanno riconosciuto l'efficacia e la possibilità di utilizzare questi test. Immediata la risposta di Anna Lisa Nalin, portavoce di Più Europa, che punta il dito sui test rapidi. Il presidente Zaia mostrava come bisognava appunto fare il tampone, quanto fosse facile, come tutto questo fosse innovativo e portasse il Veneto a livelli più evoluti. In realtà l'evoluzione ci fu, ma ci fu nel numero dei decessi. È profondamente avvilente vedere che questo sforzo immane non solo viene messo in discussione, ma viene dipinto come dannoso e controproducente per la salute pubblica, continua Lanzarin. Fatti gravi, tuona invece Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico. Se fosse vero quello che abbiamo letto, purtroppo il torto non sarebbe stato fatto solo al professor Crisanti, ma sarebbe stato fatto a tutti quanti i cittadini veneti. Per questo presenterò un'interrogazione parlamentare per chiedere che si faccia il prima possibile chiarezza sul
tutta questa vicenda. Riteniamo molto grave quanto emerso nei servizi di Report, perché evidenziano la volontà da parte del presidente Zaia di danneggiare un uomo di scienza che si è sempre battuto per tutelare la salute e la vita delle persone. Lo sostiene in una nota Tiziana Basso, segretaria generale della CGIL Veneto. Dietro la rappresentazione quotidiana studiata e costruita scientificamente di un politico moderato ci sarebbe un attaccamento ossessivo al potere. Lo affermano invece in una nota la consigliera regionale di Veneto che vogliamo, Elena Ostanel, e il portavoce Carlo Cunegato e Vania Trolese a proposito dell'indagine sui presunti falsi legati ai tamponi rapidi per il Covid. Sulla vicenda interviene anche il vice premier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini. Inaccettabile il continuo uso distorto delle intercettazioni per fini politici. Il 2023 sarà anche l'anno della sacrosanta riforma della giustizia. Basta con sprechi, abusi e commistione fra magistratura, giornalismo e politica. Ecco, gliela farei proprio su questa la domanda, sulle parole di Matteo Salvini, che dice insomma questa riforma sacrosanta sarà fatta, questa riforma della giustizia. Sì, ma Salvini, come spesso gli accade, getta la palla da un'altra parte, e cioè parla delle intercettazioni e non parla del merito. Ora, le intercettazioni sono emerse, ne prendo atto come in tante altre occasioni, e quindi io penso che valga la pena di parlare di quello che c'è, con tutti gli elementi di garanzia del caso. Ma ribadisco che secondo me è grave che ci sia un'interferenza così grande tra il potere politico e la scienza, e che la politica voglia battere la scienza, e che magari con forme che ora non si capiscono bene si voglia delegittimare una persona che svolge il proprio lavoro. Quindi io credo che Crisanti faccia bene a chiedere chiarezza, faccia bene a avere la certezza rispetto a quello che è avvenuto. Peraltro è una persona che ho imparato a conoscere nel corso di questi mesi e che sicuramente è uno studioso di chiara fama, e una persona che ha cercato di dare il proprio contributo in una fase così complicata come quella che stavamo vivendo. Ecco, e si torna a parlare nuovamente, ne abbiamo parlato davvero tantissimo, delle intercettazioni, si torna a discutere di questo argomento, le intercettazioni e che vengono poi pubblicate. Ma adesso bisognerà, c'è una lunga discussione su questo e anche molti provvedimenti che sono stati fatti, e adesso bisognerà vedere quale sarà l'impegno e gli impegni che prenderà l'attuale governo. Certo, bisogna garantire una cosa fondamentale, e cioè il fatto che si possono fare delle indagini anche con la tutela delle persone che sono indagate o che comunque risultano tra coloro che sono intercettati. Questo è un principio fondamentale, al punto di non dover come dire, impedire le indagini, allo stesso tempo senza dover rovinare le persone quando magari non hanno responsabilità. È un punto di equilibrio. I governi precedenti, anche con il ministro Orlando, avevano provato a trovare delle soluzioni. E ora si tratta di capire cosa questo governo vorrà fare. Per quanto mi riguarda, il principio da mantenere è quello che dicevo. Proprio le ultime battute su questo argomento. Zaia oggi dice: Crisanti, parole forti ma le carte ci danno ragione. Abbiamo anche avuto insomma qualche parola del presidente Zaia, che ieri si era recato proprio a Cortina. Ecco, sentiamo proprio pochi secondi del suo intervento e poi invece cambiamo anche argomento. Mi sono ritrovato con dirigenti attaccati, primari che mi sono trovato con di fatto l'ammutinamento di tutti i primari di microbiologia che si sono trovati non ammutinati, cioè che si sono trovati in difficoltà per le dichiarazioni, famosa dichiarazione 7x0 fa 0, e quindi io ho dovuto anche fare una scelta, il che però va detto che al professore non sono mai state negate le risposte, gli investimenti, e tantomeno ad oggi, o ieri o l'altro ieri, non so adesso
che fine abbia fatto il comitato tecnico scientifico, nessuno ha mai sostituito il professore. Per me resta un valido professionista, non c'ho nulla da dire, mi spiace. Ma come dire, vedo Zaia un po' imbarazzato, diciamo, in queste dichiarazioni. C'è un'inchiesta della magistratura comunque, vedremo quale sarà l'esito e vedremo che cosa ne trarrà. Ognuno si prenderà le proprie responsabilità. In ogni caso Zaia, come Presidente della Regione, secondo me farebbe bene di fronte a tutti i veneti e di fronte al Consiglio regionale a fare chiarezza su questa vicenda che sicuramente presenta dei lati oscuri. Più in generale vorrei dire che troppi anni di sedimentazione politica, di radicamento politico possono anche rappresentare qualche rischio per la democrazia e quindi bisogna anche di questo tenere conto. Quando si prendono tutte le decisioni e quando si prendono decisioni su argomenti così importanti come sono quelli sanitari. Senatore, altro argomento di cui ormai si parla praticamente ogni giorno, l'autonomia, e sono tornate ad esserci, abbiamo visto, le tensioni all'interno della maggioranza. Ma insomma, vediamo che cosa saranno capaci di fare come governo della destra sul tema dell'autonomia. Al momento mi pare stiano facendo una grande confusione, nel senso che senza aver fatto niente sono riusciti a ottenere un dibattito all'interno delle stesse forze di destra che contrappongono all'autonomia il presidenzialismo, e anche ad avere un qualche problema con le regioni, che invece dovrebbero essere le prime interessate a un processo di autonomia. Allora io ribadisco quanto avevamo detto: per noi l'autonomia rimane un principio fondamentale, ma l'importante è come si realizza. E come sta dicendo di voler realizzare Calderoli, rischia di creare qualche problema. Allora, per quanto ci riguarda, l'autonomia va fatta con una legge quadro. Questa legge quadro dovrà essere presentata in Parlamento. Bene sarebbe che fosse vista anche dalle regioni prima, che sono i soggetti istituzionali preposti poi a doverla realizzare. In secondo luogo, bisogna sgombrare il campo da alcune cose che sono infattibili: il cosiddetto carico residuo fiscale, l'esercizio dell'autonomia su alcune materie tipo la scuola e ovviamente la necessità di garantire attraverso i LEP la parità dei cittadini nell'esercizio, cioè nel loro poter avere dei diritti sociali e diritti civili. Facendo queste cose si può avviare una discussione seria. Non facendole, credo che si stia facendo un po' di campagna elettorale per le elezioni in Lombardia, ma poco altro. Ecco, anche perché Fratelli d'Italia continua a parlare di presidenzialismo pari passo all'autonomia, mentre la Lega dice no, prima autonomia, poi parliamo di tutto il resto. Ma l'ho detto anche in altre occasioni, Fratelli d'Italia e la Lega non sono molto d'accordo su questi temi, perché una è una forza appunto federalista e inizialmente diciamo a trazione nordista, l'altra è una forza con un forte insediamento nel sud e diciamo con un'impronta di tipo centralista. Ma il presidenzialismo, cosa che io penso che bisogna prendere con le pinze, viene fatto con una modifica della Costituzione, quindi con dei tempi che sono molto lunghi, e io mi auguro che di questo il Parlamento ne discuta seriamente. L'autonomia si fa a Costituzione invariata perché è già prevista dalla Costituzione, quindi sono due cose oggettivamente diverse nei contenuti ma anche nei tempi della loro realizzazione, quindi già metterle sullo stesso piano significa non fare né l'una né l'altra. Affrontare seriamente una discussione sull'autonomia significa dire invece come la si smette con la propaganda che ha fatto Zaia negli ultimi anni, e cioè col dire
voglio qui trattenere i soldi quando non si sa che non è possibile, voglio avere le 23 materie quando ormai tutti dicono che non è possibile, e come insomma si entra invece nel merito di quella che è un'autonomia di tipo cooperativo e che serve realmente ai cittadini. Se si fa questo, ripeto, si discuterà seriamente e magari anche l'autonomia sarà realizzata. Del resto questa è la strada che il Partito Democratico del Veneto ha indicato già da qualche mese. Ecco, tornando invece a parlare del tema sanitari, l'ha detto anche lei prima, il Covid non è finito, fra l'altro abbiamo anche visto nei titoli dei giornali anche nazionali l'arrivo del Covid ancora dalla Cina, preoccupano un poco perché non si capisce insomma che variante possa esserci, se c'è una variante diversa, se deriva dall'Omicron, insomma una situazione che è tutt'altro diciamo che conclusa, anzi. Sì, è tutt'altro che conclusa e io sono preoccupato delle scelte che ha fatto l'attuale governo di destra, perché le prime scelte che ha fatto con il decreto famoso sul rave che poi hanno ritirato hanno previsto il fatto che potessero rientrare al lavoro gli infermieri, i medici non vaccinati, e cioè si strizzasse l'occhio a tutto quel mondo Novax che sicuramente, ecco, parlando di quello che dicevamo prima, non ha messo la scienza al primo posto. E allora questo è preoccupante in un momento in cui è venuta un po' meno la campagna vaccinale, si è parlato meno di quello che stava succedendo, del contagio, dei decessi. Insomma, ha fatto in qualche modo avviare un clima in cui ci potesse essere diciamo, una minore attenzione, cosa secondo me sbagliata sulla lotta al Covid. Per fortuna e per il lavoro svolto abbiamo fatto enormi passi in avanti, i vaccini ci coprono dalle varianti, almeno da quello che dicono gli scienziati, però la campagna di vaccinazione, soprattutto per gli over sessantenni, per i fragili, devono continuare, lo smart working per i fragili deve continuare, insomma tutta una serie di misure su cui il governo, dopo aver fatto delle scelte, è già tornato un po' indietro nel corso degli ultimi giorni. Però è per questo che dico che le polemiche non fanno bene se si vuole avere diciamo, una parte politica rispettosa della scienza che fa gli interessi dei cittadini tutelando al massimo la sicurezza sanitaria. Ecco, lei prima ha citato un po' il mondo Novax e oggi c'è stato un altro atto, insomma, chiamiamo vandalico, nei confronti della CISL di Treviso. Di nuovo una scritta all'ingresso con la W rossa cerchiata, eccola qui, la vediamo, non ci facciamo intimorire, hanno detto, hanno detto i sindacalisti, atto assolutamente da non fare. Tutti l'hanno detto tutti i politici, però sta di fatto che continuano questi atti, possiamo chiamarli vandalici, nei confronti delle istituzioni del mondo Novax. Ma io intanto esprimo, come ho già fatto in altre occasioni, ancora una volta la mia solidarietà alla CGIL di Treviso e a tutte le organizzazioni, le associazioni, le persone che nel corso di questi mesi sono state colpite da minacce, atti vandalici e scritte offensive di questo genere. È un fatto molto grave che io penso vada condannato con forza, va condannato con forza chi lo compie e bisogna anche fare in modo che nel Paese non ci sia un clima che derubrichi il lavoro che si è fatto per favorire la scienza nella lotta contro il virus e magari legittimare posizioni come queste, che sono posizioni ingiustificabili e assolutamente da condannare. Secondo lei arriveremo ad altre possibili, si spera di no, limitazioni su questa nuova ondata che potrebbe, mettiamo il condizionale ovviamente,
arrivare da noi. Insomma, abbiamo visto la settimana scorsa che 11, se non sbaglio 11 cittadini cinesi oppure cittadini che comunque provenivano dalla Cina stavano arrivando nel Veneto, e fra l'altro erano tutti 11 positivi. Fortunatamente sono stati individuati e insomma sistemati, alloggiati in strutture, isolati in strutture. Io mi auguro che non si arrivi ad altre situazioni come quelle che abbiamo visto, perché sappiamo quanto siano state complicate, quanto la limitazione della libertà dei cittadini sia un problema, e quanto duro sia stato quel periodo, e lo ricordo ricordando il numero delle vittime anche nella nostra regione, e quanto fu difficile senza un manuale delle istruzioni capire che cosa bisognava fare. Ora per fortuna abbiamo i vaccini, abbiamo una maggiore consapevolezza, e quindi non credo, sinceramente, si dovrà arrivare a situazioni come quelle che abbiamo vissuto, e ho fiducia che questo non avvenga. I vaccini che ci sono coprono anche dalle varianti. Naturalmente penso che bisognerà avere, soprattutto per gli anziani, soprattutto per le persone fragili, il massimo della cautela, il massimo dell'accortezza, e non fa bene pensare che non bisogna proteggere più nessuno, come qualcuno crede. Ecco, uno degli ultimi argomenti insomma, è quello dei rincari. Primo dell'anno il regalo, insomma, sono stato il rincari del carburante, con insomma lunghe file di persone che hanno fatto benzina prima ovviamente del 31, e già il primo ci si è trovati insomma con aumenti, gestori che lanciano l'appello, chiedono al governo che si intervenga, perché insomma questo è diventato un problema non indifferente. L'auto lo usano tutti ed è difficile fare benzina, abbiamo visto i prezzi di questi giorni. Sì, è abbastanza impressionante vedere il fatto che Giorgia Meloni qualche mese fa tuonasse contro il governo perché non era intervenuta sulle accise della benzina. Poi il governo lo ha fatto, è diminuito il costo di 30 centesimi prima e di 18 centesimi dopo, e adesso il governo invece non ha fatto niente, e gli aumenti sono avvenuti, ed è stato il primo regalo, diciamo così, del nuovo anno fatto dal governo della Meloni e della Lega. E così come ho già detto con preoccupazione che gli interventi che sono stati fatti con la legge di bilancio per sostenere le famiglie e le imprese a causa del rincaro dei costi delle energie termineranno tra 3 mesi. E allora mi domando che cosa possa succedere in questa situazione tra 3 mesi nel nostro paese, con un'inflazione al 12%, con un aumento dei costi della benzina che abbiamo già visto, e con un aumento complessivo della vita. E mi pare che questo governo non abbia dimostrato di avere un'idea per il futuro, una visione, ed è secondo me la cosa più grave. Soprattutto se questo colpisce i nostri cittadini. Del resto non sono io a dirlo, basta vedere l'ANCI a livello nazionale o del Veneto che lancia l'allarme per la richiesta di sussidi quintuplicato da parte delle famiglie, oppure la Conferenza delle Regioni che lancia l'allarme rispetto alla tenuta del sistema sanitario pubblico, perché non ci sono risorse per fare in modo che la sanità continui a funzionare come un servizio pubblico, nazionale e universale per tutti i cittadini. Ecco, queste sono le cose più preoccupanti, e l'aumento del costo del carburante, della benzina già avvenuto, è purtroppo la dimostrazione che una cosa è fare promesse, una cosa è fare campagna elettorale, una cosa è anche vincere le elezioni, e un'altra cosa invece è governare e fare i conti con la realtà. L'ho chiesto agli ospiti che avevamo prima della fine dell'anno che cosa ci si aspettava per questo 2023, lo chiedo anche a lei. Ma io mi aspetto qualcosa di molto normale, per la verità, e che penso sia a cuore di tutti i cittadini. Innanzitutto una situazione internazionale di pace.
in cui ci sia la fine delle ostilità in Ucraina e la possibilità di un vero negoziato di pace che possa stabilizzare quella parte del mondo e fare in modo che le persone smettano di morire o di doversene andare. Ecco, mi aspetto questo come grande realizzazione in questo 2023 e mi auguro che si possa realizzare. E poi naturalmente mi aspetto per ciascuno di noi una vita in cui ci sia maggiore serenità e che questa serenità possa esserci nel mondo del lavoro, nel mondo della scuola, per le persone che devono essere curate, per le persone che stanno peggio. Ecco, questo è il mio pensiero e naturalmente oltre ad essere il mio pensiero anche l'impegno che ogni giorno cerco di svolgere in politica per dare il mio piccolo contributo perché tutto questo si possa realizzare. Io la ringrazio davvero, la ringrazio per essere stato con noi, insomma, e speriamo di averla ancora qua in studio. Di solito facciamo via Skype perché lei è sempre a Roma, ma insomma speriamo di averla qua ancora una volta. No, io mi auguro di esserci nuovamente e di poter essere anche in studio con voi e ringrazio voi per il lavoro che fate, anche per l'informazione della nostra regione e non solo, che è cosa importantissima. Io ho sempre detto che la libera informazione è a base, una pietra angolare della democrazia e questo è bene che lo teniamo sempre in considerazione. Grazie davvero, grazie senatore, grazie. Noi andiamo avanti invece con la nostra edizione, intanto con una notizia. Vedo già sullo schermo il sindaco di Roccapietore, Andrea De Bernardino. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, buongiorno. Intanto buon anno. Anche a tutti gli ascoltatori della vostra emittente e a voi naturalmente. Grazie sindaco. Dunque partiamo dalla Marmolada riaperta, intanto un primo bilancio. Ma io un'ora fa ero davanti alla funivia della Marmolada con l'assessore alla regione Caner, assessore al turismo, abbiamo trattato alcune problematiche assieme al direttore della funivia proprio lì davanti alla funivia e c'era tanta gente perché il momento clou della funivia è fra le 11 e l'1:30. La coda era importante, quindi un afflusso davvero notevole. Sembra quasi di essere in un momento normale. Io la vedo sempre un po', non voglio essere pessimista, ma è un po' surreale. Diciamo, la gente ha voglia di normalità e lo sta dimostrando sulle piste, anche se in realtà conosciamo i problemi a cui siamo sottoposti in questo periodo anche a livello economico, insomma. Ecco, per quanto riguarda invece queste festività, come sono andate, sindaco? Io credo bene, anche perché il tempo ci ha aiutato, è stato un clima super ideale. Pensate che a Malgacciapella siamo a quasi 1500 metri di altezza, erano 2 gradi sopra lo zero. Non è normale, ma è bello, quindi sciare con temperature accettabili è la cosa sicuramente più bella, quindi col sole e con le temperature calde, diciamo, perché insomma sopra lo zero è sciare con temperature assolutamente calde. Io mi auguro che poi il meteo non ce la faccia pagare come ultimamente fa di solito, quindi con un cambiamento repentino magari anche un po' cattivo. Mi auguro che si possa continuare con nevicate tranquille, con nevicate utili, perché adesso serve un po' di neve e che possiamo fare questa stagione in serenità, ce lo meritiamo. Ecco, ci diceva poca neve, però è prevista proprio nei prossimi giorni? Sì, non grandi cose, però ho visto un po' le previsioni un po' più a lungo termine, bisogna chiaramente attendere nei prossimi giorni di capire meglio, ma non mi sembra che siano previste grosse perturbazioni nei prossimi 5, 6, 7, 8 giorni. Un po' di neve sarebbe utile sicuramente anche per aiutare gli impiantisti
a non produrre tutta la neve artificiale che sappiamo ha dei costi importanti, soprattutto con l'aumento dell'energia elettrica, dei costi dell'energia elettrica. Ecco, invece una notizia positiva che insomma un po' riguarda anche il Rocca Pietore, perché si è conclusa, non so se l'aveva saputo, si è conclusa con una cioccolata calda consumata nella caserma dei Carabinieri di Canazei dopo qualche ora di paura, una vicenda che ha visto coinvolto un ragazzo di nazionalità svizzera di 13 anni, trovato nel comprensorio del Belvedere da alcuni addetti del rifugio San Bessé, spaesato in una palese difficoltà in quanto aveva smarrito i familiari. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri sciatori del servizio piste, ma il ragazzo, sentito dai militari, non ha saputo riferire dove alloggiava e né è stato in grado di fornire il numero di telefono da poter contattare. I militari sono riusciti a risalire al posto di lavoro del padre in Germania, attraverso cui hanno recuperato il suo numero di cellulare, avvertito che il figlio si trovava alla stazione dei Carabinieri di Canazei. L'uomo è partito da Rocca Pietore, dove alloggiava con la famiglia, per raggiungere il figlio e poterlo riabbracciare. Non conoscevo il fatto, ma indubbiamente quando c'è un afflusso importante come quello a cui stiamo assistendo questi giorni sulle Dolomiti può succedere. Mi piace sapere che l'organizzazione generale ha comunque risolto un problema, e questo è un merito di tutta una struttura che è legata a, ripeto, affrontare afflussi di decine e decine e decine di migliaia di persone sulle nostre piste, nei nostri alberghi e nelle nostre vallate. E quindi bene, significa che stiamo funzionando. Ecco Sindaco, abbiamo parlato prima anche con il senatore Martella dei rincari, l'abbiamo visto, insomma, carburante, il primo dell'anno è stato un disastro, rincari anche delle bollette che continuano ad esserci. Com'è la situazione? Perché insomma ovviamente penalizzati tutti, ma anche e soprattutto gli albergatori. È quello che dicevo prima, abbiamo voglia di normalità, tutti hanno voglia di vivere quello che eravamo abituati a fare prima del Covid e prima di questa crisi. E in realtà non è poi così serena la situazione. Immaginate un albergo che ha la piscina, immaginate un albergo che ha l'area wellness, immaginate un albergo che ha alle 5 del pomeriggio 80 persone che tutti assieme si fanno la doccia, un riscaldamento che va e deve scaldare al massimo le stanze. Che costi maggiori ha rispetto a prima. Quindi stiamo stringendo sempre di più il limite del guadagno, e questo forse lo noteremo dopo, fra qualche mese, fra qualche semestre, insomma, perché adesso ancora forse questo aumento dell'energia non ci ha proprio toccato a fondo. Fortunati sono quelli che sono riusciti e ce ne sono per fortuna, a concludere e a chiudere dei contratti che ancora non hanno visto, che gli hanno permesso di non vedere aumenti importanti. Altri invece l'aumento è assolutamente sproporzionato e pericoloso. Ecco, ci sono stati, insomma questa è la stagione è importante ovviamente per la montagna, ci sono stati albergatori che hanno deciso magari qualche soluzione alternativa, magari o ristoratori di chiudere prima, di aprire dopo? Ma noi abbiamo alcuni esempi di alberghi che diciamo tendono a spostare l'attività soprattutto ristorativa, a toglierla dall'albergo e a fare solo una sorta di bed and breakfast. Questo taglia molto le spese degli albergatori e soprattutto non li obbliga ad andare a diventare matti a cercare personale che non si trova, perché uno dei problemi importanti è anche la mancanza di personale disposto a lavorare, ma questo lo vediamo anche negli stessi municipi, dove fino a un po' di anni fa c'era un po' la rincorsa al posto pubblico, al posto fisso, al posto sicuro, magari non con stipendi altissimi, perché questo va detto,
adesso anche gli stessi comuni fanno fatica a trovare dei dipendenti, quindi è un po' generalizzata la cosa. E l'albergo, che ha anche il ristorante, quindi con un'offerta complessiva totale, ha bisogno di tanta di quella gente che neanche non immaginiamo, insomma. Ecco, lei ci ha detto turisti ci sono, ma che cosa ci si aspetta? Che cosa si aspetta lei per questo 2023? Io mi aspetto, soprattutto parlo per il mio territorio di Rocca Pietro e per il Bellunese e poi chiaramente per tutta la regione, di poter andare avanti sereni, che non abbiamo sempre da dover pensare a emergenze meteo e a continue notizie negative legate un po' a una condizione mondiale, insomma. Se riusciamo a fare, secondo me, un anno, tutto il 2023 sereno, la regione riprende a macinare quello che sa fare, quindi posti di lavoro e produzione, e noi siamo legati anche un po' a questo. Il Bellunese è una provincia difficile, è una provincia con un forte calo demografico che ha bisogno di vedere speranza e lavoro in questo nuovo anno. Sindaco, la ringrazio davvero. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie Sindaco, buon lavoro anche a lei, grazie davvero. Noi ci fermiamo per le previsioni del tempo, poi qualche istante di pubblicità e torniamo in studio. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, mercoledì 4 gennaio con tempo stabile e clima ancora mite per la stagione. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto foschie, locali nebbie in pianura e nelle valli prealpine, specie nelle ore più fredde della giornata. Sui rilievi cielo più sereno, sarà invece prevalentemente nuvoloso per nubi basse sul resto della regione, salvo qualche locale attenuazione della copertura. Temperature stazionarie e tutto sommato gradevoli, minime tra lo 0 e gli 8 gradi, massime invece tra 10 e 13 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in genere nuvoloso, come ci mostra la grafica, ma con qualche schiarita sulla zona montana. In serata probabili foschie o nebbie su pianura e costa. Temperature stazionarie anche in questo caso, minime tra 6 e 9 gradi, massime invece sui 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà decisamente più soleggiato, qui solo con qualche locale nube bassa al primo mattino e con qualche velatura nel pomeriggio. Temperature minime intorno a 1-3 gradi, massime sui 10 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Siamo tornati nuovamente in studio con questa nostra prima edizione, siamo ora al dibattito politico, quindi vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto qua in studio, poi invece gli ospiti che sono in collegamento. Francesca Rigo, Fratelli d'Italia, intanto buongiorno. E Fabio Pezzato, Terzo Polo, buongiorno. Non so se li abbiamo già collegati con noi, eccoli qua che li vedo. Stefano Pellone, Partito Democratico, Emanuele Crosato, Forza Italia. Buongiorno a tutti e due. Buongiorno a tutti. E grazie. Partiamo subito dall'argomento principe, quello che ha scatenato, insomma, ieri si è infiammato l'intero mondo politico che riguarda l'inchiesta insomma, giudiziaria, riguarda insomma, la vicenda Crisanti Zaia. Un giro veloce un po' per il punto, l'abbiamo già fatto, della situazione, abbiamo sentito anche le parole del presidente Zaia e quelle ovviamente che ha detto il professor Crisanti. Stefano Pelloni. Ma allora
mi faccia premettere che per stile e per forma mentis mi trovo un po' a disagio a parlare di fatti per i quali ci sono ancora delle indagini in corso e quindi non abbiamo un quadro chiaro della situazione. È chiaro però che quello che è emerso dalle intercettazioni che abbiamo letto o che abbiamo visto da report, insomma, fanno vedere un presidente Zaia che avere dei toni abbastanza gravi quando si rivolge a un professionista, a un professore universitario, a un professore, a un medico, dell'importanza di Crisanti, anche per quello che Crisanti aveva fatto, ma qualsiasi poteva essere, insomma, sono parole gravi, insomma, siamo vicini a farlo schiantare, sono affermazioni gravi. C'è un fatto politico comunque, il fatto politico, oltre alla vicenda giudiziaria che seguirà il suo corso naturalmente, il fatto politico è che nella seconda ondata di Covid in Veneto ci sono stati più morti della media nazionale e che il fatto di, come criticava Crisanti, aver utilizzato i tamponi rapidi per il personale sanitario e per l'RSA ha rappresentato un problema a detta dei sanitari stessi, insomma. Dopodiché è stato giusto, è stato sbagliato, era legale, era a norma, è stato sbagliato, insomma io questo non riesco a dirlo, ci sarà la magistratura che si esprimerà. Tuttavia, diciamo così, il clima di intimidazione messo in atto dal presidente Zaia verso chi ha avuto il coraggio di criticarlo per alcune scelte prese è preoccupante, questo sì. Diciamo che la politica non può pensare di censurare, di attaccare la scienza quando la scienza dice delle cose diverse da quello che la politica pensa. Questo a livello generale. Che lo faccia Zaia mi dispiace ancora di più, insomma, perché è il presidente della nostra regione. Crosato. Inutile dire che non mi piace che vengano utilizzate delle intercettazioni che dovrebbero avere altri scopi per finalità così giornalistiche, quasi a giornalaio, quindi non mi piace. Poi chi conosce il presidente Zaia sa che quelli non sono i suoi modi di parlare, di esporre, quindi anche diciamo molto probabilmente non c'è un contesto, non c'è una definizione poi di tutto quello che è stato trascritto, quindi sarebbe opportuno vedere tutto per dare un giudizio. Per quanto riguarda invece il singolo caso, io ho avuto la fortuna di avere l'assessorato in provincia della protezione civile proprio durante il Covid e quindi eravamo a stretto contatto e in quel momento lì molto probabilmente alcune scelte non le abbiamo fatte giuste al 100% per quanto riguarda la distribuzione e quant'altro, però in quel momento lì non avevamo tutte le informazioni che abbiamo adesso, quindi fare un processo adesso di quello che è successo allora dovremmo almeno capire le condizioni in cui operavamo in quel momento, che erano praticamente drastiche. Fabio Pezzato? Sì, allora anch'io, un po' come il collega Stefano Pelloni, sono dell'avviso che è in corso un'indagine e non sono uso commentare, fare alcun tipo di commento. Mi trovo effettivamente in grossa difficoltà a commentare quando ci sono in corso delle indagini. Ecco, 3 aspetti ad ogni modo rileverei. Allora, uno, il discorso, come diceva il collega Crosato, la questione delle intercettazioni. Ecco, qua entriamo in un ambito che alle volte può anche essere scivoloso e può anche essere pericoloso, ecco, sull'utilizzo, tanto che mi pare che adesso in sede col nuovo governo stanno discutendo su una nuova modalità di utilizzo delle intercettazioni grazie al nuovo ministro Nordio. Secondo aspetto, la questione è emersa, la questione della scienza. Ecco. Ahimè, è vero che la seconda fase dell'ondata Covid c'è stato, il Veneto ha avuto, probabilmente in ambito statistico, ha avuto un alto numero di morti. È anche vero che di fronte alla scienza era la scienza stessa che era divisa. Cioè noi ci siamo trovati in una fase storica in cui su 5 virologi emergevano, non dico 5 opinioni diverse, ma forse 4 e 1.
quindi anche la politica, dico a livello nazionale, non solo appunto a livello regionale, si è trovata in oggettive difficoltà a intraprendere le scelte che potevano salvare il più alto numero di persone. Ecco, questo è un altro aspetto. E il terzo aspetto, sempre proprio sul discorso delle intercettazioni? Sì, sempre nell'ambito delle intercettazioni. Io penso che le intercettazioni possono essere utilizzate in modo un po' ambiguo nel momento in cui determinate frasi vengano decontestualizzate. Io francamente non ho elementi oggettivi, non ho letto documenti, non ero presente a nessun tipo di discussione, però ecco, attenzione all'utilizzo dell'intercettazione. Ecco, per quanto riguarda ovviamente l'inchiesta giudiziaria farà il suo corso, non entriamo in merito all'inchiesta perché insomma saranno i magistrati a fare il loro lavoro e noi ne parliamo a livello politico perché questo è comunque scatenato, ha infiammato la politica, per cui è una questione poi che dai tavoli dei magistrati ovviamente è passato a quello dei politici. Al tavolo politico. Ma mi trovo d'accordo comunque con quello che hanno detto i colleghi, nel senso che effettivamente forse quell'intercettazione va molto contestualizzata e quindi estrapolare una frase, per quanto il tono sembrasse veramente forte, chi lo sa, è giusto o non è giusto, bisogna capire veramente tutto il contesto. A giochi fatti credo che comunque le scelte che ha fatto il governatore in questi 2 anni di pandemia sono state scelte positive. Non avremo mai la controprova, non sapremo mai come sarebbe andata a sé, però è stato un uomo comunque che ha agito nell'immediatezza, nell'emergenza, e nell'emergenza ha fatto probabilmente quello che sperava fosse la cosa migliore. Non avremo mai la controprova, non sapremo, come non sapremo cosa veramente ha detto. Nel complesso, ovvio certo che quelle cose le ha dette, però non lo possiamo sapere, quindi sì, non possiamo stare neanche qui troppo a questionare su questa frase che è emersa su tutti i giornali. Auspichiamo tutti comunque la riforma del ministro Nordio ne parla molto e speriamo che veramente porti a un utilizzo corretto e probabilmente a l'utilizzo da giornalaio, come diceva il collega. Ecco, sì, poi insomma giornalaio è poi un termine un po' forte, dobbiamo dirlo, perché insomma noi facciamo il nostro lavoro ovviamente e quindi insomma, però un altro argomento invece che si sta discutendo, l'abbiamo visto anche sui titoli dei giornali nazionali e qui vorrei subito crosato, poi lo chiederò anche a Pelloni, autonomia, e siamo tornati un po' alle tensioni all'interno della maggioranza con insomma da una parte Fratelli d'Italia che reclama il presidenzialismo, dall'altra invece insomma Lega che un po' frena e dice no, facciamo prima autonomia, insomma si tornano un po' ai discorsi che erano stati fatti all'inizio della campagna elettorale, prima insomma delle elezioni. Queste tensioni insomma che abbiamo visto sono un po' tornate a far discutere. Sì, almeno vedendo i giornali e vedendo le dichiarazioni direi di sì, c'è comunque una certa diatriba sulla cosa, ma è abbastanza normale perché comunque ci sono spinte territoriali che sono diverse da paese a paese e comunque da zone a zone, e quindi questo poi anche all'interno del partito c'è una discussione, come all'interno di Forza Italia la discussione sulla priorità del governo, anche poi nei altri partiti di maggioranza lo è, e di conseguenza anche all'interno del Consiglio dei Ministri. Io il consiglio che do da piccolo amministratore comunale è quella che molto probabilmente l'autonomia non ne parlerei più e aspetterei di farla e di avere delle attuazioni complete. Io sono per sempre sull'autonomia, ci credo non tantissimo, ci credo tantissimo all'autonomia finanziaria, ovvero che ci diano la possibilità di avere risorse e farle in autonomia, perché se lei guarda i bilanci dei comuni e della provincia, della regione, comunque il tasso in cui tu hai un'autonomia di spesa è bassissimo, quindi aumentiamo quel tasso di autonomia di spesa, di sapere dove
mettiamo i nostri finanziamenti e dove li andiamo a spendere, altrimenti continueremo come fanno praticamente gran parte dei comuni a rincorrere i bandi senza avere una politica poi vera e propria e fare una politica di territorio, di sostegno all'economia vera e propria. Francesca Rigo, che insomma è proprio chiamata a rispondere, visto che è di Fratelli d'Italia. Ovviamente diceva, scusate, il senatore Martella diceva sono due strade completamente diverse, perché in una bisogna modificare la Costituzione, nell'altra invece no, quindi dice andrebbero divise, sarebbe da fare l'autonomia e poi pensare, che ovviamente non è quello che pensa Fratelli d'Italia. Allora, non è quello che pensa Fratelli d'Italia, però, vedo lì, tensioni, comunque un termine forte, no? Tensioni. Siamo comunque una maggioranza, siamo comunque una squadra, quindi sicuramente il nostro Premier ascolterà tutte le voci. Sicuramente il Veneto, sono tanti giorni che l'aspetta, lì ne leggo 1900, che aspetta l'autonomia, sicuramente verranno ascoltati. Probabilmente la manovra che sta più a cuore, è vero, è il presidenzialismo. In questo momento non significa che l'autonomia venga dimenticata, venga parcheggiata, venga abbandonata. Abbiamo fatto una campagna elettorale in cui si parlava di autonomia e in cui crediamo nell'autonomia. Si tratta solo di aspettare un attimo, perché anche a Roma trovare sanno, un punto di incontro. Sì, rallentare un attimo. Anche a Roma sanno quanto sia importante e quanto sia importante soprattutto l'autonomia finanziaria. L'autonomia negli altri ambiti anche a me un pochino spaventa, però probabilmente spaventa anche il governo, no? Che si trova davanti a un passo molto importante, quindi lo sta solo ponderando. Si tratta solo di aspettare un altro pochino. Abbiamo aspettato tanto, un altro pochino. Stefano Pelloni. Permettetemi la battuta chiedo di essere invitato alla trasmissione che celebrerà i 2000 giorni di attesa, perché sicuramente non la vedremo e potrete celebrare i 2000 giorni, insomma. A parte questa battuta, io penso che ci siano due fatti politici e poi uno proprio legato all'autonomia. Allora, il fatto politico certamente è che ci sono delle tensioni fra Fratelli d'Italia e Lega, e queste tensioni ci sono a tutti i livelli, insomma, poi sono ben celate dal fatto che sono al governo, eccetera, ma queste tensioni ci sono e tutti lo sanno. È chiaro che lasciare in stand-by l'autonomia fino al raggiungimento del presidenzialismo, per cui bisognerà cambiare la Costituzione, fare un referendum, e sappiamo come vanno a finire i referendum, eccetera, significa vincolare la Lega al governo insieme a Meloni per un numero importante di anni, ecco, diciamo, e quindi il rischio che Giorgia Meloni non vuole correre, secondo me, è quello di far fare l'autonomia alla Lega, e dopo la Lega può, in un momento in cui i sondaggi cambiano, può provare a svincolarsi dalle responsabilità di governo, insomma, ecco, questo è un primo fatto. Il secondo fatto è che mi sembra che l'autonomia interessi più la Lega Veneta che la Lega di Salvini, e che la Lega Veneta di Zaia non è minimamente rappresentata al governo. Sono stati fatti fuori tutti, politicamente parlando, gli uomini di Zaia, sia dalle liste del Parlamento che dal governo, insomma, dai sottosegretari, e quindi è chiaro che non è una priorità. Salvini in campagna elettorale diceva che nel primo Consiglio dei Ministri avrebbe fatto l'autonomia, avrebbe presentato, messo all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri l'autonomia. Forse. Non è ancora stato fatto niente, e questo si sa. Adesso aspettiamo. È chiaro che dovremmo avere un approccio concreto su questo tema, secondo me, al di là del politichese, e quindi dovremmo provare a essere incrementali, mettere un certo numero di deleghe, non partire subito con le 23 materie come chiede Zaia, che è una cosa che non si raggiungerà mai, le 23 materie, lo sanno tutti, insomma, però continuiamo a agitare questo scettro delle 23 materie, che è impossibile da raggiungere un numero più definito, più raggiungibile, appunto, scusate il gioco di parole, di materie, e su queste provare a raccogliere un accordo il più ampio possibile a livello di presidenti di regione e di Parlamento, insomma, e andare avanti così. È impensabile
farne una materia di scontro fra presidenti di regione. Bisognerebbe che trovassero un accordo in primis a livello di conferenza Stato-Regioni e poi a livello di Parlamento con una legge quadro. Su questo io penso che la strada da individuare sia questa, insomma, ecco. Io penso che sia raggiungibile e soprattutto auspico che sia raggiungibile prima del presidenzialismo, che io spero non vedremo mai, insomma, al contrario dell'autonomia. Ecco, Stefano Pelloni, si parlava appunto delle materie, si torna quindi alla proposta che era stata fatta dal Partito Democratico, che aveva ovviamente ridotto le materie. Ma mi scusi, ma con la crisi energetica che abbiamo, e questo è stato dimostrato, con la crisi energetica che c'è, dobbiamo pensare che ogni regione si amministra l'energia a livello di autonomia regionale? Ma sarà una materia di competenza dello Stato oppure deve essere una materia di competenza di 22 regioni? Insomma, ci sono alcune materie che se mi dicono turismo, per carità, turismo, possiamo anche pensare che sia una materia di competenza nostra, materia di lavoro possiamo pensare che sia una materia di competenza, però se pensiamo ad altre materie, anche la scuola, io penso che sia necessario assolutamente individuare dei livelli dei LEA, i livelli garantiti minimi a livello di Stato e poi dopo procedere su questo. Insomma, se chiediamo le 23 materie, tutte le materie possibili, penso che il percorso sarà molto difficile da raggiungere, non si metteranno mai d'accordo le regioni fra di loro, il Parlamento e il governo e non lo otterremo mai. Poi non dico che non sia percorribile, però significa arrivarci chissà quando, insomma, mentre invece partire con delle materie ridotte, diciamo così, cominciare e poi dopo procedere magari vedendo come va ad aggiungere delle altre successivamente materie, ecco, io penso che questa sia la strada più ragionevole, insomma, per procedere. Mi sembra che lo vediamo nella vita quotidiana che, insomma, è più facile raggiungere un obiettivo facendo dei piccoli passi piuttosto che partire subito e raggiungendo l'obiettivo impossibile da raggiungere, insomma, o lontanissimo. Fabio Pezzato. Allora, innanzitutto, ecco, le considerazioni di Stefano Pelloni, ecco, le condivido in buona parte. È che io lascerei un attimo... anche lei ai 2000 giorni? Sì, infatti volevo proprio anticipare, ecco, quella è la prima considerazione. Quando il numerario la indicherà 2000, voglio essere invitato anch'io. No, ad ogni modo, ecco, a parte le battute. Allora, ecco, io lascerei un attimo quelle che sono le tensioni tra i partiti, tra Lega e Fratelli d'Italia, che le risolvano al loro interno, sempre in un'ottica di bene dei cittadini, ed è su questo che io vorrei sottolineare meglio la cosa. Allora, autonomia. Allora, in Italia, quando un soggetto non vuole dare qualcosa all'altro, si aggiunge un altro tema, nasce il presidenzialismo. A che cosa serve questo? Ad annacquare un po' le cose, intanto si fermano, la cosa che sta andando avanti si ferma, mettiamo un altro, si fa un gran purpurri. Alla fin fine non si fa né l'uno né l'altro. Questo un po' si crea un po' di confusione. Allora, a me, come diceva Stefano, quello che preme è decidiamo su sta benedetta autonomia. I cittadini, e soprattutto anche qua in Veneto, la stanno attendendo da 1900 giorni. Domani sarà 1901. Chiudiamo con l'autonomia e dopo affrontiamo un altro tema, altrimenti non si ottiene, non si fa né l'uno né l'altro. E io penso che i cittadini stiano veramente fremendo ma da tutte le parti. Attenzione, qua non è un tema di colori. Parli con un cittadino, un elettore di centrosinistra, dice ma sta benedetta autonomia. Parli con un elettore di centrodestra, ma sta benedetta autonomia. Sembra quasi una barzelletta. Chiudiamola. Rimane la questione delle materie. Ma io penso che se si vuole, si può arrivare ad una quadra, se si vuole. Concordo con Stefano quando dice oggi c'è un momento storico in cui il tema energetico probabilmente deve essere affrontato a livello nazionale, anzi sicuramente, altrimenti la singola regione, il Veneto, la Lombardia, ma dopo il Molise, cioè e le regioni più piccole come l'affrontano. Là, secondo me, ci sono delle materie che sono strategiche
che devono essere necessariamente affrontate a livello nazionale. Ma io penso che se vogliamo evitare di diventare, tra virgolette, una barzelletta, dobbiamo cercare di chiudere, e la quadra, secondo me, se si vuole, si trova. E Emanuele Crosato, invito anche lei ai 2000. Ma meglio i 4.000, perché vuol dire che magari li ho raggiunti, insomma, quindi auspico quello. No, l'autonomia, diciamo che sì, è verissimo quello che hanno detto gli amici prima, però sì, diciamo che in questo momento io vedo alcuni temi molto più pressanti. Sarà che magari la mia condizione di amministratore comunale mi porta ad affrontarmi direttamente con altri temi. Io vedo la crisi in atto, vedo degli interventi sul campo energetico che secondo me sono stati troppo deboli, vedo un altro tema che è di Forza Italia, quello delle pensioni minime, che comunque non è stato affrontato come voleva il presidente Berlusconi. C'è stato solo un piccolo aumento. Diciamo, ci sono altre cose che in questo momento qua mi appassionano di più. L'autonomia, ripeto, per me l'autonomia è sempre quella finanziaria, perché poi se ti danno delle competenze, come è avvenuto in questi ultimi anni a livello comunale, che ormai facciamo di tutto, perché un sindaco fa praticamente dall'ufficio nascite ai divorzi, fa qualsiasi roba. Adesso siamo esperti di ambiente con i falò in questi giorni, cioè facciamo praticamente qualsiasi cosa, però se poi non ti danno risorse, personale, non fai nulla. Quindi ragionerei molto più volentieri anche a livello di autonomia regionale sulle risorse. Ecco, e quindi questo. Ecco, prima accennavamo ai rincari nelle bollette, alla crisi energetica, ma anche abbiamo visto nei primi giorni dell'anno gli aumenti del carburante, che sono stati aumenti importanti, tanto da entrare proprio da protestare i titolari dei vari gruppi. Non si può più andare avanti, dicono, bisogna che il governo intervenga e subito. E qui insomma ci sono state anche le dichiarazioni del senatore Martella, che diceva Giorgia Meloni aveva detto insomma che non si sarebbe arrivati ad un altro aumento e invece siamo tornati ad avere veramente un carburante con costi alti. E questa è la vera emergenza di oggi. Crosato. Sì, assolutamente, concordo. Purtroppo poi anche durante la campagna elettorale io ricordavo sempre che c'era la manovra da fare, quindi molto probabilmente vincere le elezioni era bello, auspicabile, però poi c'era la manovra da fare in velocità, in poco tempo. Quindi credo che comunque è stata una buona manovra per quanto possibile, però appunto ci sono temi che non sono stati comunque affrontati in pieno, o meglio non abbiamo dato risposte complete, e questo è per due motivi. Il primo, che comunque in 2 mesi credo che il governo abbia fatto tutto il possibile, e la seconda cosa, comunque il momento storico e le difficoltà economiche sono per tutti, per i comuni, enti locali, e la regione e lo Stato. Quindi sì, non la vedo, diciamo, una cosa facilissima da risolvere nel breve. È che noi al front office abbiamo praticamente i cittadini che ti vengono a chiedere in questo momento il pellet. Abbiamo fatto ogni giunta, mettiamo soldi per comunque persone che devono fare la spesa e non raggiungono più, e mentre, cosa che ricordo sempre, mentre prima erano praticamente delle persone che non avevano dei legami stabili nel paese, e a me dispiace anche chiamarli immigrati, perché comunque sono persone che erano inserite nel nostro paese, però non avendo quel grande ammortizzatore sociale che è praticamente, che sono i genitori o i nonni, andavano in difficoltà prima e quindi venivano prima in comune. Adesso invece sono proprio i nonni, sono proprio i genitori che sono in crisi, e questo è un campanello d'allarme che suona sempre in continuazione.
Sì, Stefano Pelloni, questo è davvero un campanello d'allarme, sentire insomma che ci sono adesso veramente gli anziani, i nonni che vanno a chiedere aiuto e che erano invece prima un po' il salvagente delle famiglie. Il sindaco Crosato ha il polso da amministratore, ha il polso della situazione ed è preoccupante, è chiaro questo. Per quello che riguarda la manovra, questi aumenti del costo della benzina erano annunciati, insomma, il governo Draghi era riuscito a ridurre le accise di 30,5 centesimi al litro. Il governo Meloni ha reputato di non rinnovare questo sconto sulle accise per il 2023. È stata una scelta consapevole che il governo Draghi aveva fatto e che il governo Meloni ha deciso di non fare, per fare altre scelte, insomma, è chiaro, hanno deciso per altre scelte, però io, se posso dire, avrei preferito che si intervenisse sulla riduzione dei costi della vita, insomma, quindi energetici. Sappiamo che il costo della benzina poi dopo ricade sui consumi, perché tutti i trasporti su gomma vengono vincolati e si porta a cascata un aumento dei costi generalizzati, insomma, ecco. Quindi secondo me questa era la vera urgenza, una delle vere urgenze da disinnescare in manovra, e il governo Meloni non ci è riuscito, dopo che avevano passato anni, Meloni stessa, a dire che lei avrebbe cancellato le accise, è una vergogna le accise, bisogna togliere queste accise, aveva incalzato Draghi per fare uno sconto sulle accise. Quando Draghi lo aveva fatto, poi dopo lei non è stata in grado di riconfermare questo impegno. Del resto, uno è Mario Draghi, l'altro è Giorgia Meloni, con tutto il rispetto per la Presidente del Consiglio, insomma, però penso che diciamo così le competenze siano diverse, ecco. Francesca Rigo qui attendo la sua risposta. Ma allora, certo, le competenze sono diverse. Si è concentrata su altro, nel senso che abbiamo avuto la finanziaria che comunque ha impegnato, no? Perché comunque ci siamo trovati con un governo che ha cominciato a ottobre, ha cominciato a muoversi, ha cominciato a capire, poi si è trovato subito con questa scadenza che è importante e che determina l'andamento del paese. Forse ci aspettavamo di più? Sì. Io per lavoro mi aspettavo di più, io sono consulente del lavoro, qualcosina lo volevo vedere. Arriverà? Nel senso che anche i governi passati non sono riusciti in finanziaria, ma qualcosa ce lo faranno dopo. È vero, le bollette, i rincari, la benzina, certo, ma magari troviamo per il lavoratore dipendente qualche piccolo sconticino, perché qualche piccolo sconto arriva, quindi qualcosa che aumenta e ci troviamo un netto più alto che ci permette di far fronte, lo troviamo. Abbiamo le pensioni minime che sono state ritoccate, secondo me anche lì andremo ad aumentarle. Aumenteremo probabilmente anche la fascia di quelli che sono i pensionati e quindi anche lì riusciremo in realtà ad aumentare la capacità di spesa delle persone, quindi non agiamo direttamente sul rincaro, ma magari riusciamo comunque a farti avere il denaro in un altro modo e quindi in realtà arriviamo lo stesso a perseguire la finalità, no? Ecco, che è il benessere. Ecco, questo vale per alcune categorie. Certo è che, come diceva Stefano Pelloni, era proprio che l'aumento poi del costo della vita genera comunque un aumento di persone di povertà, insomma, questo sì. è. Purtroppo, certo, anch'io lo vedo anche come amministratore, effettivamente persone che si rivolgono all'ufficio del sociale e chiedono, ce ne sono. I comuni hanno anche un piccolo margine in cui riescono a far fronte, tanti sono venuti a chiedere le bollette, i piccoli comuni come il nostro a Godega, dove sono riusciti ad aiutare, quindi abbiamo anche gli enti bilaterali che oramai riescono a fare dei rimborsi, poi magari non tutti lo sanno, però chi è iscritto e si vede trattenuta una piccola quota riesce comunque a far fronte per sé o per il familiare. Quindi comunque ci sono, bisogna anche purtroppo andare un po' alla ricerca, non si può sperare che cadano. Dall'alto. No. Fabio Pezzato. Io aggiungerei anche altri elementi, e cioè, allora, innanzitutto, ecco, Crosato diceva aspettiamo che la manovra sicuramente sarà migliorabile. Ecco, io posso dire
con un po' di ironia, è ampiamente perfettibile. Comunque, ecco, attendiamo, come diceva Francesca Rigo, ecco che attendiamo questo momento in cui si migliorerà. Io, oltre all'aspetto dell'aumento delle energie, penso anche all'aumento delle tratte autostradali entrate in vigore dal 1° gennaio, che ha colpito sostanzialmente le tratte autostradali gestite, concessionate ad ASPI, quindi è circa il 50% della rete autostradale, che anche lì c'è un aumento, per cui aggiungi il prezzo del carburante, aggiungici anche le tratte autostradali, per quanto poco o tanto, ma alla fine giorno dopo giorno per un'impresa, per un'azienda crea dei grossi problemi. Infatti il mio sguardo non è rivolto solamente alle famiglie che, attenzione, sia chiaro, sono in grossissima difficoltà, ma io vado un attimo a monte. Questi impatti, gli impatti immediati sono sulle imprese. Imprese che nel 2022, adesso siamo entrati nel 2023, ma nel 2022 hanno avuto 2 ordini di problematiche molto forti che hanno impattato sui bilanci che produrranno, sappiamo, Francesca Rigo mi insegna, a giugno 2023 arriveranno l'obbligo dei bilanci delle società di capitali, quindi è venuto meno le moratorie per mutui, leasing e finanziamenti che erano state previste dal Cura Italia. Ok, quindi dal 1° gennaio 2022 hanno dovuto iniziare a ripagarsi le rate e gli interessi che non erano stati pagati nell'anno e mezzo precedente. Secondo aspetto, l'aumento energetico. Questo ha avuto degli impatti enormi. E a mio parere vorrei andare a vedere vorrei vedere adesso nel 2023 le statistiche della cassa integrazione che c'è stata nel 2022. Per carità di patria, a mio parere, i mass media hanno evitato di parlarne in maniera massiccia, ma io voglio vedere nel 2023 quello che è stato nel 2022. Ecco, io mi preoccuperei molto su questo aspetto, perché una volta che vai a intaccare il sistema produttivo, e sappiamo in Veneto che qua è veramente radicato, è una fonte di guadagno, cioè più che guadagno, di sussistenza per tutti, rilevante. Attenzione che dopo l'impatto sarà per le famiglie e allora io vorrei far sì, inviterei la politica che oggi sta governando ad impattare, a fare proprio ad impegnarsi di più, a concentrarsi sul settore delle imprese, e no, e lasciatemi dire, non togliere ai diciottenni l'aspetto della cultura per dare alla rateizzazione alle società calcistiche. Forse il senatore Lotito ha fatto un altro dei suoi miracoli, scusate questa battuta. Stefano Pelloni, cosa si chiede oggi al governo? Perché insomma è una situazione di emergenza, lo sappiamo, abbiamo sentito anche il sindaco prima De Bernardin che diceva degli albergatori sulla crisi energetica. Ci sono alberghi che si sono trasformati in B&B per cercare di calmierare i costi. Allora, permettetemi una puntualizzazione, perché io capisco, conosco gli enti bilaterali e quindi capisco ed è giusto da buona consulente del lavoro il richiamo alla bilateralità e lo apprezzo. Devo dire però che diciamo così, se devo guardare le categorie che sono state premiate ai fini di sobbarcarsi il costo dell'energia, come diceva la collega prima, devo dire che forse si poteva pensare di tagliare maggiormente il cuneo fiscale e non solo quello 3%, arrivare magari a un 5%, per i dipendenti, piuttosto che regalare una flat tax al 15% per i forfettari, per le partite IVA fino a 85.000 euro. Mi sembra che questo sia ecco, forse quelli che arrivano a 85.000 euro e che potranno pagare il 15% di tasse, ecco, loro potranno sobbarcarsi l'aumento della benzina più facilmente di tanti dipendenti. A parte questa puntualizzazione, io penso che in manovra ci sia molto poco per il lavoro e che
questa è la vera emergenza, l'ha detto bene il mio collega consigliere Pezzato, è questo quello su cui dobbiamo spingere ora. I costi dell'energia metteranno in crisi le imprese, quello che è stato finanziato per sostenere i costi energetici in manovra di bilancio è solo una minima parte di quello che era stato allocato nel corso del 2022 dal governo Draghi, e quindi sicuramente non basterà, salvo disastri, diciamo così. E quindi sostenere le imprese, sostenere i lavoratori, e questa è la vera priorità per il 2023 su cui mi aspetto. Altra cosa è sostenere chi ha più bisogno. Io penso che la sciagurata riforma del reddito di cittadinanza, così come è stato messo in campo, sia stata insomma sbagliata. Insomma, io sarei tornato a un reddito di inclusione, vogliamo chiamarlo reddito di cittadinanza, possiamo chiamarlo come volete, ma gestito dai comuni che sanno benissimo chi ha bisogno, chi non ha bisogno, e in questo paese abbiamo bisogno infine di rigenerare, mettere a posto le politiche attive del lavoro, cioè dare una mano a chi cerca lavoro di trovarlo, e su questo non funzioniamo, il nostro paese non funziona, il reddito di cittadinanza da questo punto di vista non ha funzionato e non si è fatto niente per farlo funzionare, insomma. Quindi ben venga che sia stato riformulato il reddito di cittadinanza, però secondo me non sono stati modificati gli aspetti che andavano modificati del reddito di cittadinanza, ma solo quelli che è stato ridotto il numero di anni, il numero di offerte, tutte questioni secondarie. Secondo me andava riformulato per dare davvero una mano a chi ha bisogno, e di risorse, perché se no non ha niente da mangiare, e 2 di lavoro, perché se no non riesce a, diciamo, rendersi autonomo. Con queste parole mi fermo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio per l'ultima parte di questa nostra diretta, e stavamo parlando con Stefano Pelloni che ci diceva, insomma, parlavamo di reddito di cittadinanza ma non solo, anche di imprese e lavoro, e ci diceva, insomma, Pezzato preoccupa davvero molto questo aspetto. Molto. Sì, è un aspetto, diciamo così, che è la base per cercare di uscire prossimo anno e mezzo. Lì secondo me la nostra economia, e quindi di converso anche le famiglie, si giocheranno tutto, e penso si giocherà tutto anche il governo. Ecco, io appunto, anche come per l'attività che svolgo, ecco, sono preoccupato di quello che arriverà a aprile-maggio, quando verranno presentati i bilanci delle società di capitali, e dopo per le società di persone sarà a novembre del 2023, per cui hanno un po' di più tempo. Ecco. Però io penso che sia la cosa primaria su cui il governo deve impegnarsi. Francesca. Nella maniera più assoluta. Io parlo con lei anche perché, essendo consulente del lavoro, le cose capisce, certo. Perché da là è veramente un nodo di svolta. Sì, è veramente certo. un nodo di svolta. Allora, è vero, probabilmente anch'io nel mio qualcosa me lo aspettavo di più, ma lo so per certo che arriverà con qualcosa di più. Abbiamo per la prima volta un ministro del lavoro che è un consulente del lavoro, è stato il nostro presidente, sa, conosce, gestisce il personale, quindi capisce quali siano i problemi. E quindi sicuramente arriverà la manovra, ma ci sono tante aree da ritoccare sul lavoro. Ci sono gli incentivi forti che devono arrivare, ma arriveranno. La promessa che più lo tieni, più assumi, meno contributi pagherai. Sì, ci sarà sicuramente, e andrà a toccare però quello che è un po' la macchina
INPS, no, la riduzione del cuneo del 3, in realtà quello non è che entri nelle casse dello Stato, quello non entra nelle casse dell'INPS, quindi ci fa un giro un po' più pericoloso, perché voi sapete che tutto quello che entra in INPS poi viene ridistribuito per tutto quello che è la cassa integrazione, le pensioni, le malattie, quindi nel momento in cui si va a dire le entrate diminuiscono bisogna trovare una struttura che comunque riesca a pagare tutto, quindi la manovra ha bisogno di un attimo di più, ma chi meglio di un tecnico vero come Marina Calderone può fare. Abbiate fiducia perché sicuramente, io ne ho estrema, arriverà, qualcosa arriverà. Ecco, scusate, prima perché abbiamo l'ultimo quarto d'ora. Prima una notizia di cronaca che arriva da Padova. I proprietari di una casa singola in zona Chiesa Nuova, Padova, che erano stati fuori città per trascorrere le vacanze di Natale e Capodanno, al loro rientro si sono accorti della presenza di un foro sul doppio vetro di una finestra, alcuni pezzi di vetro sul pavimento e di una scalfittura su un mobile in legno nella loro cucina. Contattata la linea 113 di emergenza è stata inviata una pattuglia della sezione volanti che ha potuto constatare che a terra sul pavimento della cucina vi era anche l'ogiva di un colpo d'arma da fuoco. Perlustrata la zona esterna dell'abitazione, gli agenti si sono accorti che sul lato opposto della strada, nei pressi di un'altra casa singola, a meno di 100 metri in linea aria, vi sono numerosi bossoli esplosi sparsi sulla ghiaia e sul ciglio della strada. Si è scoperto che un 45enne padovano, possessore di armi, residente proprio in una casa non distante da quella colpita dal proiettile, la notte di Capodanno avrebbe esploso la bellezza di 23 colpi in aria con le proprie armi durante i festeggiamenti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Una notizia che dovrebbe far riflettere e non poco, insomma, si vedevano forse nel Sud Italia ma mai nel Veneto cose del genere. C'è qualcuno che pensa che i festeggiamenti del Capodanno sia un Far West? No, che poi si rischia insomma che magari qualcuno possa rimanere ferito. Resto un po' perplesso, ecco, per non dire peggio. Parliamo invece dell'ultima cosa di cui vorrei parlare, che sono i panevin. Ultimo giorno utile questo per capire se si faranno o meno, dipende dagli sforamenti e da che cosa, in che zona saremo, se in area arancione, rossa o meno. E Crosato, intanto che parlava prima dei panevin, si farà? Beh, dopo un'intensa, diciamo, diatriba e alla ricerca delle varie normative, il nostro regolamento comunale in parte lo permette. Noi siamo sotto i 20.000 abitanti, quindi fortunatamente almeno abbiamo quell'agevolazione di non dover, diciamo, sottostare a delle normative regionali per le zone urbane, e quindi ovviamente con dimensioni molto ridotte, autorizzate dal comune e in piccole quantità lo faremo, ma è anche al di là delle normative è anche logica, perché altrimenti mi troverei poi ad avere un centinaio di falò in punti sparsi. Preferiamo farne piccoli, controllati diciamo nelle località dei comuni, 2 o 3 per comune, e ha un po' più senso rispetto a magari a doverne controllare centinaia. È sempre un pericolo, è sempre anche un'emissione in atmosfera, eccetera eccetera eccetera, ma se di piccolissime dimensioni credo si possa sostenere la cosa. Francesca Rigo? Sì, a Godega li facciamo, è tradizione, la tradizione va rispettata. Addirittura noi facciamo votiamo il più bello, quindi la Proloco va in giro, va a raccogliere le adesioni e poi si vota il più bello, è tradizione. Quindi nonostante insomma... Sì, noi siamo un comune piccolo, quindi anche noi non abbiamo tutte queste cose, cerchiamo comunque che siano contenuti, non siano delle cose esagerate, cerchiamo che sia tutto fatto bene, tutto a regola d'arte, però insomma unisce le persone e quello che unisce va mantenuto. Ecco, Stefano Pelloni, Treviso invece dovrà attendere, non si farà. Ci sono però abbiamo visto in alcuni comuni delle soluzioni alternative nel Trevigiano, abbiamo visto Roncade con il panevin con il laser, poi ne abbiamo visti altri insomma per evitare di accendere i falò.
Io vi stavo ascoltando anche prima che andassi in onda e ho visto che c'è, e lo sapevo, che avete fatto vedere anche il mio quartiere di San Lazzaro, che esatto, ben prima dell'ordinanza del sindaco Conte, che li ha vietati definitivamente, il quartiere di San Lazzaro si era organizzato in maniera, eccolo qui, io abito qui vicino, il quartiere di San Lazzaro si era organizzato per farlo diversamente, insomma. Io, guardate, voglio difendere le tradizioni e la cosa per me è importante. Penso però che le tradizioni si possano portare avanti anche con delle piccole rivisitazioni. La tradizione è di stare insieme, bere il vin brûlé, mangiare la pinza, dare ai bambini la calza, sono tutte belle tradizioni, le dobbiamo portare avanti, trovarci insieme. Io voglio ricordare che è stato davvero brutto doverle cancellare per il Covid, quando non ci potevamo incontrare, non potevamo stare insieme. Ecco, a me piace la tradizione, che è quella di stare insieme. Poi dopo, purtroppo, se la pianura padana con i cambiamenti climatici, con l'inquinamento che abbiamo, è diventato una vera e propria camera a gas, io penso però che ancora più importante delle tradizioni sia la tutela della salute pubblica, soprattutto per i più piccoli, per gli anziani e per tutte le persone che hanno delle difficoltà respiratorie. Ecco, lo dobbiamo a questi, lo dobbiamo a tutti noi, e quindi per portare avanti le tradizioni ogni tanto per rinforzarle anche, vanno riviste. Io questa posizione qui l'ho sempre un po' consigliata al sindaco Conte. Sono contento che questa scelta sia stata valutata positivamente, e gli faccio i miei complimenti. Ecco, anch'io non posso che condividere appieno quello che ha appena detto Stefano Pelloni. Ecco, noi comunque a Treviso è da anni che si è iniziato a consapevolizzarsi su questa questione. Vi dico, all'inizio, quando con l'allora sindaco Manillo si era iniziato a mettere mani sugli aspetti di pane e vini, apriti cielo. Ecco, ci sono stati i primi paio d'anni abbastanza, ecco, di terremoto, ecco, sembrava. Adesso vedo che comunque le persone, ecco, hanno una consapevolezza diversa di quello che, cioè, della necessità di fare un piccolo grande sforzo, senza per questo far venire meno quelle che sono le tradizioni. Infatti non nascondo, non solo a San Lazzaro ma anche in altri ambiti avevano tutti apprestato il piano B. Ecco, quindi non dei fuochi, ma comunque delle modalità alternative affinché comunque le persone possano stare assieme. Dopodiché, ecco, permettetemi questo piccolo appunto. Nel momento, io mi aspetterei che tutti i comuni si attivassero in questo senso. Non ha senso che Treviso, il comune di Treviso, si concentri a spegnere tutti i fuochi, e i comuni con termini quindi che stanno al di là di 500 metri ai falò alto, ecco, resta un po'. Ecco, io magari, ecco, è un invito che faccio anche, visto che comunque l'urgenza c'è, la tematica c'è, ma non è da ieri né dall'altro ieri, ma ormai sarà 7-8 anni, magari qualche ente sovraordinato a livello di provincia che potesse dire interveniamo, e in qualche modo intervenga, altrimenti se lo fa uno rischia di essere, ecco, di avere impatto zero su quella che è la bontà dell'aria, ecco, tutto qua. Dopodiché però, ecco, condivido appieno la scelta che ha fatto il sindaco. Ecco, dunque, quindi chiedo insomma, su questo Emanuele Crosato che cosa ne pensa, sul fatto che, insomma, visto che comuni più grandi hanno fatto una scelta dovuta o meno, comunque costretta o meno, di non accendere i panevini, non accendere i falò, insomma, se questa, diciamo, potesse essere per tutti i comuni, anche quelli più piccoli, come diceva Pezzato.
Beh, intanto comunque sono stati notevolmente ridimensionati, quindi comunque le dimensioni adesso io parlo per il mio comune, saranno veramente piccoli e di numero ridotto a 3, quindi proprio al minimo. Ma al di là di questo diciamo che è perché l'interpretazione della norma viene da misure diverse, ad esempio quando c'è il blocco del traffico, e allora lì ha un senso bloccare il traffico dei comuni più grandi perché abbiamo degli effetti più grandi. Purtroppo questo tema non è normato, è lasciato lì a sé, e se un domani la provincia o meglio la regione prenderà per mano anche questa tematica ci adegueremo. Non credo che alle persone interessi il falò in sé, come diceva perfettamente prima Stefano, l'importanza è stare insieme, è di fare qualcosa assieme e stare assieme, che poi ci sia il fuoco, che non ci sia, che sia di 1 metro, ha poco senso, stare insieme è la cosa più importante. Anche se la tradizione diceva che insomma gli agricoltori guardavano dove volgevano le faville da una parte all'altra per... Il fumo. Esatto. Esatto, sì. Noi ad esempio avendo il Livenza e poi di conseguenza il mare vicino, essendo vicini a Caorle, appunto guardavano, se andava verso Caorle, esatto, aveva una funzione più che altro per i pescatori e quant'altro che erano contenti. Mentre se andava verso la montagna erano più potenti gli agricoltori. Non ho mai capito il motivo, però... Ecco. Comunque qualcuno è contento. Francesca. Sì, oddio, l'idea, la proposta potrebbe essere interessante, perché no? Effettivamente se lo fanno solo i comuni grandi e i piccolini continuano a farli esagerati non ha senso. Sì, potrebbe essere un'idea effettivamente interessante da valutare, oramai per il prossimo anno. Sì, beh, adesso se vuoi che ti spari qualcuno. Quest'anno oramai è andata. Per il prossimo sì, si potrebbe pensare effettivamente tutti i comuni. Il mio non ha nessuna finalità critica, ma è un discorso proprio di linearità delle cose, cioè c'è uno sforzo che da parte di tutti, quindi è una comunità che si muove in una, non il singolo comune, ecco, tutto qua non voleva essere. Ci potremmo pensare, lo propongo. Noi siamo arrivati davvero al termine di questa diretta, vedo insomma da allora. Io ringrazio Stefano Pelloni e Emanuele Crosato che si sono collegati con noi, grazie davvero per essere stati con noi. Grazie e buon lavoro. Grazie. E ringrazio anche Fabio Pezzato e Francesca Rigo invece che ci hanno raggiunto qua in studio. Grazie, speriamo buon anno di averli. ancora a tutti. Grazie, speriamo di avervi ancora qui nostri ospiti. Almeno al 2000. Esatto, 2000. invito tutti quanti a 2000. E ringrazio la regia Francesca e Italo che ci hanno seguito passo dopo passo. Grazie davvero a tutti quanti per averci seguito e l'appuntamento ovviamente è per la prima edizione per domani. Grazie, arrivederci.